Allora, dovremmo essere in onda. Ciao a tutti, ecco questa puntata speciale di Soundtrack City dedicata al Donatello, ai premi Davide di Donatello di questa sera. Con me, vicino a me, lo vedete, chi è? Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a Buongiorno. tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ok, allora io adesso vi spiego brevemente. Allora, in questo programma c'è una lunga lista di ospiti che ci hanno fatto veramente il regalo di intervenire. In realtà è sì dedicato al Donatello, ma la nostra intenzione è anche quella di poter fare un po' il punto della situazione, di quello che è attualmente la situazione del lavoro nel cinema, nella musica per il cinema e nello spettacolo in generale ai tempi del post-Covid. Quindi in qualche modo cercheremo di parlare sia del Donatello, ma anche di qualche riflessione su quello che sarà il nostro futuro. Ma dici però qualche cosa tu sul Donatello, Massimo. Allora, visto che stasera va in onda su Rai 1 alle 21:25, condotto da Carlo Conti, noi raccontiamo un po' oggi la storia del Davide Donatello in brevissimo, perché avremo tantissimi ospiti candidati e nominati o semplicemente che sono stati candidati nel passato con noi, e le due cose carine da raccontare sul Donatello, che quest'anno compie 64 anni, sono i due aneddoti riferiti ad Alberto Sordi, che è stato pluripremiato, forse uno tra i più premiati nella storia dei Donatelli, e Luchino Visconti. Allora, Alberto Sordi la prima volta che ricevette il Davide Donatello cantò una canzone direttamente, indirettamente gli consegnavo la statuetta, che era Davide Donatello, ma quanto sei bello. E il riferimento a quanto sei bello è carino l'aneddoto anche di Luchino Visconti, che l'ha sempre ritenuto il premio europeo, anzi mondiale, più bello in assoluto e più importante, più prestigioso. Perché? Perché la statuetta in oro massiccio, realizzata da Bulgari, per lui era 100 volte meglio di quella del famosissima degli Oscar, degli Academy Award. Quindi questi due aneddoti un po' hanno accompagnato la storia del Davide Donatello fino ai giorni nostri, e sono quelli più carini, più particolari, diciamo, dedicati a questo premio prestigioso. Io ad esempio non sapevo che il Davide Donatello era stato disegnato da Bulgari, proprio non lo sapevo. Allora, iniziamo con i primi due ospiti che ci introducono, sono due ospitoni. Allora, Laura Dellicolli, che è la presidente dei Nastri d'Argento, un'altra famosa manifestazione, anche addirittura più vecchia del Donatello, del Davide Donatello, e Renato Marengo, che è invece il direttore di Cinecorriere. Ascoltiamo e vediamo il loro contributo. A dopo. A dopo. Buonasera a tutti, eccoci qui con i nostri primi ospiti di questa speciale Donatello 2020. Ho con me Renato Marengo, direttore di Cinecorriere, e Laura Dellicolli, che lascio far presentare a Renato. Beh, perché abbiamo una vecchissima amicizia. Dunque, Laura, vabbè, è presidente di Fondazione Cinema per Roma, presidente anche dell'Associazione Italiana dei Giornalisti Cinematografici, insomma, per un sacco di cose, ma Laura ha anche a che vedere con soundtrack, con la musica. Marco, e che naturalmente questa trasmissione si occupa prevalentemente di colonne sonore. Lascio a te un attimo le domande. Allora, la prima domanda che faccio è: io so che Laura Dellicolli, al di là di tutti questi ruoli che mi dici, ne ha una che a noi musicisti cioè molto cara, cioè è l'ideatrice del Soundtrack Star Awards di Venezia. Allora io vorrei chiedere come è venuta questa idea, che io trovo fantastica, come è venuta questa idea di cercare di premiare anche il lavoro dei musicisti e di tutta la filiera dei musicisti? Allora, devo riconoscere, intanto eccoci, ci salutiamo, devo riconoscere che in realtà non a me personalmente, ma perché io credo di riuscire a farlo crescere, l'ho fatto crescere negli anni. In realtà è Andrea Camporesi che ha avuto questa idea. Andrea Camporesi ha un'agenzia che si occupa molto di marketing, di pubblicità nel mondo della musica, di promozione, e non solo, e quindi venendo a Venezia per altre cose aveva questa idea che si è concretizzata poi all'inizio in una triangolazione anche con Cinecittà.
Oggi Cinecittà è rimasta, diciamo, un partner importante perché ci ospita nel suo spazio, però negli anni diciamo che questa operazione con una giuria che all'inizio ha avuto Cremonini e Montaldo, due testimoni ad eccezione, con Montaldo presidente di giuria, quindi è partita alla grande anche come immagine, come qualità proprio di composizione della giuria. Poi in qualche modo Andrea me l'ha fatta prendere in mano e quindi continuiamo a farlo insieme, nel senso che loro, i nostri eventi, sono l'organizzazione da cui parte e insieme lavoriamo, devo dire, tutto l'anno pensando al fatto che questo è un premio collaterale, ma di quelli riconosciuti dalla mostra, quindi la mostra non ha un premio ufficiale per la musica e questa operazione è stata anche un modo per portare a Venezia, per aprire al tema della musica e della colonna sonora. Quindi, finalmente la musica ha pari dignità delle immagini, cosa che sta avvenendo nel mondo del cinema e anche della televisione da parecchio. Quindi però per me, Renato, per me è stato un po' gioco facile pensarci, perché i Nastri d'Argento, che sono nati proprio nel 46, quindi sono il premio più antico, abbiamo qualche anno anche più del David. Da sempre hanno mantenuto, diciamo, questa attenzione a tutta la filiera anche dei contributi artistici e tecnici, e a un certo punto, prima degli altri, hanno inventato l'attenzione alla musica. Allora all'inizio non c'era la canzone, poi è diventato anche musica e canzone, cosa che poi ha fatto il David, e quindi sono due categorie che il mondo della musica per il cinema aspetta molto tutti gli anni. Cosa tanto cara alle mie immagini del suono. Laura, Marco, scusa, il nome dell'Icolli, no? Sì, ci porta... Nei Davide Donatello hai fatto un po'... Sono di famiglia, no? Nel David loro, la famiglia dell'Icolli. Laura, tu poi ne hai parlato in tanti libri che hai scritto, no? Spesso parlando un po' del ricordi di famiglia e anche di così, parlando giustamente. Sì, però guarda, per esempio, mio padre non ha avuto grandi premi, anzi ne ho ritirato uno proprio nell'autunno scorso, di questa associazione che manda avanti l'unico premio in Italia che si occupa di direttori della fotografia. Io dico sempre direttori, adesso bisogna chiamarli autori, ma a casa mia tutti si sarebbero definiti normalmente direttori della fotografia, cioè chi è nato dalla bottega, diciamo, formazione che un tempo non passava per le università del cinema, diciamo che viveva questa professione ancora con un senso della gavetta che era proprio la formazione di quell'artigianato che si tramanda, no? E che secondo me poi è anche un valore forte che è rimasto nel cinema, ed è quello che io vivo sempre con grande partecipazione, insomma, dividendo questa passione e facendo delle iniziative. Sei nata full immerso nelle immagini, però poi io quando eri agli esordi della tua carriera mi ricordo che la musica sempre ti attraeva particolarmente. Quindi, Marco, una bella... C'era anche la spinta di una, come dire, una spinta generazionale, e se non sai per la musica quando forse non avevo neanche 20 anni, per cui... Insomma, diciamo che nell'autoformazione anche giornalistica... Noi ci occupiamo soprattutto appunto della filiera musica e suono, quindi fondamentalmente del miglior musicista, miglior canzone e miglior suono. Vado sul miglior musicista. Il miglior musicista abbiamo 5 nomination: il flauto magico di Piazza Vittorio, dell'orchestra di Piazza Vittorio, il Primo Re composto da Andrea Farri, il Traditore composto da Nicola Piovani, Pinocchio di Dario Marianelli e Suspiria di Tom York, cioè del cantante di Radiohead. E allora possiamo dire delle cose. Sì, prego. No, perché Suspiria, per esempio, è stato un premio soundtrack, tra l'altro, quindi siamo stati molto, molto fieri di poter fare questa operazione a Venezia. Andando a memoria, Andrea Farri è stato uno dei nostri candidati, la prima candidatura della sua vita l'ha avuta ai Nastri d'Argento, quindi era nella nostra cinquina a giugno scorso. Piovani è il nostro vincitore dello scorso anno, quindi, come dire... Siamo sul pezzo? No, perché i tempi di selezione sono diversi come stagione. Il David si ferma più o meno all'anno solare, più un mese, insomma, grosso modo arrivano ai film che escludono però diciamo delle date che noi invece continuiamo a prendere, perché la nostra scadenza è il 31 maggio, ma questo perché?
perché noi calcoliamo che ci muoviamo sulla stagione del cinema. Quindi non l'anno solare, ma la stagione cinematografica. Io faccio il tifo ovviamente per l'orchestra di Piazza Vittorio per motivi sentimentali, perché gli Avion Travel sono nati assieme al mio Nepos Power, eccetera, quindi Mario Tronco. Una cosa, che io non credo che in questo film sia proprio l'orchestra di Piazza Vittorio, nel senso che è una sonora complessa, mentre mi fa piacere ricordare che ai Nastri l'orchestra di Piazza Vittorio ha avuto il suo primo premio, quindi che bello, dire, abbiamo dei primati che devo difendere per forza. Col David per esempio dallo scorso anno, con la riforma che ha fatto della giuria Piera De Tassis, ha inserito i giornalisti, mi ha scritto dicendo proprio una lettera, dice ma non è possibile, tu non voti David con tutto quello che fai. Vabbè, non c'eravamo e quindi era giustamente un criterio diverso, però non siamo concorrenti. Marianelli, la vera scoperta delle candidature di quest'anno comincia dal David, ma è uno dei musicisti Oscar più importanti in America. Tra l'altro io ho conosciuto a novembre scorso lavorando per Cinema Italia Style, che è la manifestazione che lancia il film italiano candidato dall'Italia per l'Oscar, e quindi a Los Angeles ho conosciuto sua sorella, che è praticamente l'anima che gestisce tutto quello che poi lui mette insieme, perché Marianelli è un personaggio che ha un grandissimo seguito a Los Angeles, in Italia praticamente uno sconosciuto. Abbiamo fatto una manifestazione che era dedicata ai nastri da Oscar, cioè tutti i candidati italiani e premiati che sono arrivati fino all'Oscar, e quindi insomma, la musica italiana in realtà c'è e come anche si fa onore nel mondo. Peraltro è vero che Marianelli ha un percorso strano rispetto a tutti gli altri, cioè è vero, il suo percorso è internazionale più che italiano. Sarà insomma, penso che questo David sarà giocato quantomeno forse su un paio di Oscar anche, insomma, certo. Un augurio volevo fare, è vero che la musica si ascolta e fortunatamente si continua ad ascoltare anche quando purtroppo siamo fermi, bloccati, ma ci auguriamo che la possiamo anche vedere al più presto anche nelle sale, no Laura? Renato, i premi servono a promuovere il cinema, in questo momento esatto. Quello che fa il David stasera è quello che faremo noi poi, iniziando subito dopo il percorso dei nastri, deve servire proprio a risvegliare anche un po' la fiducia e il coraggio anche degli spettatori, a incuriosirsi, sperando che ci siano le norme poi che lo consentano, però a riavvicinarsi anche alle sale, ai luoghi di spettacolo. Allora io ringrazio sia Renato Marengo che Laura Delli-Colli per questo preziosissimo intervento. Buon lavoro per i nastri, per il Soundtrack Star Award e via dicendo, e che Dio benedica la musica e pure il cinema. Grazie Marco. Grazie. Allora, rieccoci qui, caro Massimo. Dunque, andiamo adesso con il primo degli altri ospiti, che però lo abbiamo in diretta e lo faccio subito entrare. Ora chi c'è? Ciao Pipio. Eccoci. Ciao Pipio Pischiutta. È lui. Allora, con Pipio oggi è qui in una doppia veste, sia come artista ma sia come rappresentante dell'associazione compositori musica per film, come da sottopancia. Vedo, meraviglia. Allora, io però prima di parlare dell'associazione mi ricollego un po' a quello che ha detto Laura Delli-Colli prima, cioè i festival vengono fatti poi per promuovere il cinema, no? Certo. E anche per promuovere anche gli artisti e via dicendo. Allora, in questo senso, visto che tu sei un vincitore, peraltro, di un Donatello un paio d'anni fa, di 2 Donatelli, è vero, perché sia canzoni... Donatelli... Più passa il tempo... Okay. No, comunque sì, davvero sono 3. Ok, ma io mi riferivo agli ultimi 2, cioè Amore e Malavita. Sì, non volevo fare lo sborone, dai. No, invece lo puoi fare, uno che li ha vinto. No, dai, scherziamo. Anzi, diamo a Pivio quel che è di Pivio. Esatto, anzi, se ce l'avessi lì che ce li fai vedere. No, guarda, ti spiego, casa mia è piuttosto articolata e quindi
Adesso sono in studio, che è nella parte alta della casa, e poi invece c'è la parte bassa dove ci sono i famosi 3 David. Ok. Quindi no, dovrei scendere. Comunque mi fido, mi sembra che ci sono prove che l'hai vinto, quindi anzi l'avete vinto te e Descalzi. Senti, allora la domanda che ti faccio è appunto questa. I festival servono a promuovere cinema e artisti. In questo momento strano, perché questo nostro momento è proprio strano, un festival peraltro senza pubblico, senza neanche artisti, da quanto ho capito, quale può essere la funzione appunto sia dei premi e in più in particolare quello del Donatello? Beh, per quel che riguarda soprattutto il Donatello, visto che oggi è la giornata del David, l'importante è dimostrare che ci siamo, cioè che il cinema italiano è vivo e lotta insieme a tutti quanti, ecco. E chiaramente la giornata di oggi sarà una giornata molto particolare, sono molto curioso di vedere che risultato ci sarà in termini anche di ascolti televisivi. Ne approfitto per fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che hanno lavorato affinché questa cosa funzionasse, nonostante la difficoltà. Quindi appunto, nonostante la difficoltà, il cinema va avanti, ci sono primi segnali di ripresa molto complicati, e temo che questa situazione andrà avanti ancora per parecchio tempo. Però è fondamentale non mollare la guardia e anzi trovare soluzioni alternative finché non potremo riappropriarci di questa meravigliosa arte al 100%. Ecco. Però qualcosa si sta già facendo. Il fatto stesso che appunto stasera la serata della consegna di David viene fatta nonostante le difficoltà è una dimostrazione. Ho capito. Massimo, se vuoi fare qualche domanda anche tu, ecco. Ma guarda, la domanda un po' più classica in tal senso: cosa comporta per un compositore di musica per immagini, ovviamente, ricevere, nel vostro caso, nel tuo di Aldo, 3 premi David Donatello, poi 2, soprattutto poi per 2 collaborazioni con i Manetti Bros, quindi Song e Napoli e Amore e Malavita. Cioè, cosa cambia nella struttura poi professionale, lavorativa di un compositore un premio del genere? Diciamo che ci sono vari livelli di approccio alla faccenda. Dunque c'è un aspetto personale e chiaramente c'è una grandissima gratificazione. È indubbio pensare che non sia così, perché è un premio che viene dato praticamente dai tuoi colleghi. Quindi è una dimostrazione che anche i tuoi colleghi hanno trovato il tuo lavoro un buon lavoro, ecco. E chiaramente avere la stima delle persone con cui hai a che fare è fondamentale. Dal punto di vista lavorativo, onestamente non mi ha cambiato granché, anzi, per assurdo, soprattutto dopo Song e Napoli, cioè che è stato il primo nostro David, mi sono ritrovato con Aldo in un periodo tutto sommato di blocco dei lavori. Non siamo stati cercati da tutto il mondo cinematografico italiano alla luce della nostra vittoria. Quindi, ripeto, secondo me l'aspetto più interessante è l'emozione fortissima che provi nel momento in cui dicono il vincitore è, lo dico all'italiana perché il David è italiano, perché tu non lo sai. Cioè, quindi quando tu vedi le facce sorprese delle persone che vengono chiamate sul palco, è perché sono realmente sorprese del fatto di aver vinto, perché tu non hai la più pallida idea di come gira il vento in quel momento. Quindi poi nel nostro caso, figuriamoci, partecipavamo con dei film comunque alternativi, non mainstream, quindi la sorpresa era duplice. E ti ripeto, oltre a questa bellissima emozione, rimane il fatto che appunto è una bellissima festa per il cinema italiano e quindi viva il Davide Donatello. Senti, a questo punto passo a una domanda invece che ha a che fare appunto con l'associazione. Sì. Guarda, voglio leggere, allora, l'associazione Compositori Musica per Film, perché di questo si sta parlando, è un po' un caso, cioè nel senso per la prima volta nella storia un gruppo di compositori
è riuscito a, voglio dire, a mettere in campo collettivamente le proprie forze per della finalità e per una missione. Ecco, io leggo dal vostro sito la missione, così la CMF è impegnata nella tutela dei diritti dei compositori e si batte contro ogni omologazione e anche contro il commercio e la distribuzione non regolamentati della musica. Poi ci sono tante altre cose molto interessanti. Ci spieghi un po' com'è nata questa associazione, tu che sei un membro della prima ora, poi se non vado errato, fondatore, Sì. com'è nata e credo che sia arrivati al secondo anno o terzo, non Siamo ricordo. già a metà del terzo anno. A metà del terzo anno, come procedono le cose e se alcune di queste finalità siete riusciti più o meno a raggiungerle. Allora, prima vorrei fare un piccolo omaggio al fatto che dei 5 musicisti che sono in concorso per il Davide Donatello, a parte Thom Yorke, che per motivi, diciamo, di nazionalità non partecipa alla vita di ACMF, ma tutti e 4 praticamente sono parte integrante di ACMF. E che per quanto voi avete come presidente onorario tra gli altri Hans Zimmer, mi sembra di aver letto. No, presidente onorario è il grande Ennio. Diciamo che... no, però Hans Zimmer fa parte, diciamo, dei soci che sono entrati dopo, come soci onorari, non è il nostro presidente socio onorario. E non escludo che succeda qualcosa del genere anche con Thom Yorke e anche con John Greenwood, sempre parlando dei Radiohead, entrambi ormai fortemente inseriti nel mondo delle colonne sonore. Sì. Anzi, John Greenwood prima di Thom Yorke. Detto ciò, ACMF appunto è un'associazione di compositori tendenzialmente italiani, ma poi ha in qualche modo espanso i propri confini ed è appunto impegnata a cercare di dare un senso alla nostra arte e al nostro lavoro. Le due cose poi in realtà si uniscono continuamente, no? Perché sapete bene come la penso, insomma sì, certo, noi facciamo un lavoro molto specifico destinato ad un film, quindi a un'opera collettiva, ma lo facciamo con spirito artistico, ecco. In questo momento siamo grosso modo un centinaio di persone, sostanzialmente tutti i più importanti compositori che abbiamo in Italia al momento aderiscono alla nostra associazione. Sono pochi ancora quelli che non l'hanno fatto, ma spero che lo facciano prossimamente. Siamo impegnati molto in questo periodo, soprattutto sul meccanismo della direttiva UE, sull'applicazione italiana della direttiva UE, che è quella direttiva, diciamo, che è stata sancita un paio d'anni fa e che dovrebbe aiutare gli autori a ottenere delle remunerazioni dalla rete un po' più consistenti, un po' più serie di quanto non succeda adesso. È un argomento molto complicato da affrontare, ma in prospettiva diventa l'argomento. Peraltro è un argomento che tanto maiuscola. Ecco. Allora, è un argomento che noi abbracciamo come Soundtrack City e vorremmo dare molto spazio a questo. Ne abbiamo parlato ad esempio anche con un altro compositore che, come sai, è molto agguerrito in questo senso, che è Giuliano Taviani. Sì. E quindi comprendo assolutamente questa battaglia e le ragioni di questa battaglia. Senti Pipio, io ti ringrazio del tuo intervento, anche perché ci ha aperto proprio, ha dato la stura a tanti temi molto interessanti che svilupperemo durante il programma. Spero ti tratterrai con noi nel vederlo, perché ci sono tanti colleghi e tutti che fanno parte più o meno dell'associazione, quindi... No, ma devo dire che è veramente un'associazione di artisti, ma ormai anche di amici a tutti gli effetti. Noi ci frequentiamo continuamente, ci scambiamo opinioni e lo facciamo con grandissima tranquillità e con la voglia anche di fare cose insieme, pur mantenendo ognuno il proprio precipuo, no? Cioè ogni artista porta avanti le proprie caratteristiche, ma noi cerchiamo di trovare sempre un filo comune
che ci permetta appunto di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ok, allora, grazie Pivio, buon Grazie, lavoro, buon Un abbraccione. tutto e a presto. Ciao, Saluti ciao. ad Aldo. Ciao. Giusto, giusto. Allora, Bene, bene. nell'attesa di collegarci con un altro ospite, che è un altro compositore, dunque io volevo chiedere a Massimo se hai lì quel simpatico libro da dove tu tiri fuori i tuoi aneddoti. Ma come no? Ma quando mai? Perché non dovrei averlo? Ce l'ho, eccola. No, giralo però. Questo colpo di magia. Ok. Te lo consiglio, è bellissimo, è dell'Electa. Certo, ovviamente arriva fino al 2016, l'anno in cui i Davide Donatello hanno compiuto i 60 anni. È iconografico, ci sono delle fotografie bellissime. Guardatevene, neanche a farla apposta ho aperto su Nicola Piovani. Questa è una botta di fortuna. Vedi? Uno dei candidati al Davide Donatello oggi con Il Traditore, le musiche del Traditore. Comunque è un libro bellissimo, pieno di aneddoti, che tra l'altro di cui 2 vi ho raccontato in apertura della trasmissione. Allora. Ed è bello, magari diciamo, prima che arriva il nostro ospite, Michele Braga, altro compositore che ha ricevuto anche lui nomination a Davide Donatello nelle edizioni passate. Diciamo quali sono i candidati al Davide Donatello per la migliore musica, anzi il miglior musicista, e poi su questo ci sarebbe da fare una piccola precisazione polemica, se vogliamo. Gliela facciamo vedere? Glieli facciamo vedere? Pronti? Sì, facciamo vedere i nostri... Via! Eccola! Ecco, guarda, Flauto Magico di Piazza Vittorio, con le musiche originali di Leandro Piccioni e poi ovviamente le musiche di Mozart. Il Primo Re Andrea Farri, Il Traditore Nicola Piovani, Pinocchio Dario Marianelli, già premio Oscar, e Suspira Tom York. Diciamo che c'è una dura battaglia fra queste 5 candidature, perché sono ognuna all'opposto, l'antitesi dell'altra. Ok. Allora, io non so, vedo Michele, chissà se mi sente, lo farei entrare proprio in questo momento, si sta sistemando la cuffia, eccolo qui, forse Michele Braga, eccolo qui. Ciao Michele. Come va? No. Ciao Michele. Adesso ti sentiamo, c'è avuto un brivido perché non ti si sentiva la voce. Vabbè, un momento di impasse audio. Ciao, ecco, se ti avvicini un po' al microfono è meglio perché ti sentiamo poco. Ecco. Allora, sì, io vi sento. Bene. Allora, Michele, ciao, buonasera a te e via dicendo. Allora, prima parlavamo con Pivio a proposito di una frase che ha detto la Delli Colli, e cioè che i premi in realtà aiutano, promuovono il cinema. E io aggiungo e probabilmente anche gli artisti. Ecco, ti faccio la stessa domanda che farò oggi a tutti i compositori. In un momento come questo, che è un momento particolarissimo, no? Cioè, dopo 2 mesi di lockdown, l'industria è completamente ferma, il lavoro cinematografico, musicale è completamente fermo. Che cosa può fare un premio, un festival, sia al lavoro del musicista, ma che più in generale proprio al lavoro artistico? Ma anzitutto i premi ovviamente è sempre bello riceverli, soprattutto per chi fa un mestiere diciamo così particolare, no? Come quello di tutti coloro che lavorano per il cinema e anche noi diciamo musicisti. È ovvio che la prima cosa che danno i premi è visibilità, e la visibilità comunque è importante. È importante perché permette di portare come dire, l'attenzione anche di chi non è propriamente addetto ai lavori, come dire, la fatica, il lavoro che c'è dietro le quinte di un film, perché la maggior parte delle persone, non dimentichiamoci che tutta quella carrellata che c'è alla fine di un film, che sarebbero i crediti e i titoli di coda, di solito non si ferma neanche a guardarli, ed è per loro spesso e volentieri qualcosa di oscuro. Questo a volte noi ce lo scordiamo. Però insomma, al di là degli attori principali e del regista, di solito si conosce molto poco di un film. Quindi in particolare per noi musicisti, ma comunque per tutti coloro che lavorano, che prendono parte, come dire, alla lavorazione di un film, il premio dà visibilità,
è importante soprattutto anche per chi non è, come dire, molto conosciuto e quindi magari è un esordiente o qualcuno che si è avvicinato da poco al cinema, alla musica per film. È importante perché ti permette di far conoscere il tuo lavoro non soltanto al grande pubblico ma anche agli addetti ai lavori, quindi è anche un po' una promozione. E in più i premi, i festival in particolare, tengono vivo il cinema, anche il cinema indipendente, il cinema, come dire, quello che viene un po' meno visto magari al cinema e nelle sale in particolare, quindi spesso e volentieri danno spazio. Io mi ricordo una delle prime esperienze bellissime proprio con la Laura Delli Colli, che avevo scritto le musiche per un film che fu selezionato, che si chiama Più buio di mezzanotte, che fu selezionato alla Semaine de la Critique a Cannes, che è diciamo, una delle rassegne di Cannes molto importanti per registi ad opera prima e seconda, e in quell'occasione mi dissero che ero stato nominato per i Nastri d'Argento. Per me era la prima volta. Wow. e venne proprio, se non ricordo male, la Delli Colli a dirmelo lì a Cannes. Per me era, diciamo, come un sogno, e quindi ero veramente, camminavo a mezzo metro da terra quella sera. Massimo, prego, se vuoi fare... Ma guarda, intanto mi fa piacere finalmente conoscere Michele, almeno vabbè, via video, visto che purtroppo non possiamo fare altrimenti. Infatti, almeno quello sì. No, mi piace fare un piccolo accenno di polemica, non riguardo ai Davidi, ma riguardo il fatto che purtroppo noi, la generazione che abbiamo vissuto il cinema, quando si entrava in sala si vedeva 3-4 volte il film, perché non c'era bisogno di uscire o di rifare il biglietto. Scusami? Quando cantavano le Colt. Quando cantavano le Colt, citiamo un libro giusto a caso. Ma il bello qual è? Che almeno potevi vedere tutti i titoli di coda, i crediti. Invece oggi molti cinema, io mi riferisco a loro, sperando che qualche esercente distributore ci guardi, di non tagliare i titoli di coda dei film, perché è giusto dare il rilievo a chi ci ha lavorato nel film, non solo il regista, quelli che compaiono nei titoli di testa, ormai un po' più rari, perché ormai si usa mettere tutto in coda, però direi che è giusto dare un po' di rilievo anche a chi ha lavorato, tutta quella massa di gente che compare nei titoli di coda, dove si può tra l'altro godere finalmente della musica del compositore in tutta la sua essenza. E peraltro voglio dire che i credits musicali arrivano sempre alla fine, quindi, proprio... sempre gli ultimi. No, mi faceva piacere. Michele, abbiamo chiesto la stessa cosa a Pivio. Cosa ha significato per te ricevere una nomination ai Davide Donatello? Se non mi ricordo male, lo chiamavano Gigi Robot, tra l'altro film... No, anche Dogman. Anche Dogman. Mai ricevuto, solo nomination. No, so che non è proprio la nomination. Già la nomination in sé cosa ti ha portato, cosa ti ha significato? Grandissima gioia riceverlo, anche perché è un premio che o anche la semplice nomination è qualcosa che viene dato da una giuria comunque molto nutrita, tutta composta da addetti ai lavori. Non so se avete parlato di proprio come da chi è composta, ma in generale come si compone la giuria dei Davide Donatello, e quindi è, come dire, una grande emozione, una grande felicità, e sai che insomma, come dicevamo una volta anche con Marco, come dire, la gloria nel nostro mestiere va soprattutto e a volte viene, quindi in quei momenti anche se i premi non sono la cosa principale, però sarebbe, come dire, ipocrita dire che in quel momento non sei felice. Poi peraltro nella storia di Michele, io credo che le nomination che ha avuto lo chiamavano Gigi Robot e Dogman, stiamo a parlare di due film che hanno fatto veramente il cosiddetto botto, soprattutto lo chiamavano Gigi Robot, quindi credo che la soddisfazione sia doppia. Senti, io faccio una domanda finale a Michele, e cioè tu, se non erro, stai scrivendo le musiche del prossimo film di Gabriele Mainetti, dico bene? E anche questo...
E anche questo è stato, immagino, bloccato dalla lavorazione dal lockdown, o no? Sì, beh, come tutti, sicuramente non è stato bloccato per quanto riguarda tutto l'aspetto delle riprese, perché comunque le riprese sono concluse già da diverso tempo. C'è una post-produzione molto lunga, perché comunque è un film importante e complesso. Io sto lavorando alla colonna sonora, così come è avvenuto con, lo chiamavano Gigrobot, e lo dico con grande gioia, sto lavorando alla colonna sonora insieme proprio a Gabriele Mainetti, perché scriviamo insieme le musiche. È un film difficile, secondo me bellissimo, ed è spero, insomma, a mio parere è un film che va visto al cinema, proprio perché anche dall'aspetto produttivo speriamo di farlo. Ecco, esatto, speriamo di farlo, ecco. Io mi auguro di poterlo, insomma, vedere al cinema, ecco, quanto prima. Per esempio sto lavorando anche al prossimo film di Sidney Sibilia, che è anche quello, è un film grande, insomma, che secondo me, anche se probabilmente avrà, come dire, una distribuzione invece per quanto riguarda era già prevista, insomma, essendo un film Netflix, anche quello però è, come dire, un film importante dal punto di vista produttivo, ed è bello anche poterlo vedere al cinema. A me in particolare piace molto la sala, e quindi nonostante sia un divoratore di serie, insomma, mi piace molto la sala. E prima di salutare Michele, non dimentichiamo che Marco lo avrai in una puntata dedicata esclusivamente a lui. Hai ragione. L'occasione è lieta per dire che una delle prossime monografiche di questo mese sarà dedicato proprio a quel signore lì, che è Michele Braga. Onore. Quello in basso. Okay. Ciao Michele, un abbraccio e a prestissimo. Grazie. In bocca al lupo. Ciao. Grazie, ciao. viva il lupo. Allora, passiamo da compositore in compositore. Perché... Allora, io passo da un amico all'altro, perché con Michele Braga ci ho fatto appunto Gigrobot e tante altre cose, tanti altri film giovanilisti dei suoi esordi, e invece adesso stiamo per presentare invece un compositore con cui ci ho fatto, almeno io ho avuto l'onore di lavorarci per... insomma, un paio di film che sono stati stracampione di incassi, e sto parlando di questo signore qui, Umberto Scipione. Ciao Umberto. Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Marco, che piacere, bellissimo vedervi. Caspita, benvenuto, io direi in questo momento benvenuto al Covid Center di Soundtrack. Allora, Umberto Scipione, compositore tra gli altri di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, e dopo una serie di altre collaborazioni con Alessandro Siani, con Carlo Verdone, eccetera eccetera. Fatto una buona stella. Esatto, come ho detto centinaia di volte, non ne abbiano a male gli altri compositori amici, ma se io diventerò regista sarà lui il mio compositore, perché tutti i film che ha fatto sono stati campioni di incasso. e quindi questo non per venalità. No, assolutamente no. Invece, allora, è un grandissimo professionista, però pure la fortuna non guasta. Allora, senti, Umberto, a te ti faccio appunto la domanda di rito, dopo lascio campo a Massimo. Come ti ha cambiato, se te l'ha cambiata la vita, la nomination, ad esempio, che hai avuto per la colonna sonora del Donatello all'epoca per Benvenuti al Sud, che se non sbaglio per te era anche l'opera prima come colonna sonora? No, diciamo, prima avevo fatto altre colonne sonore di Corrado Veneziano, di due film di vabbè, insomma, ora mi sfuggono io che nomi, faccio fatica. Però, diciamo, ti cambia la vita relativamente, perché è una cosa che poi scopri man mano. Il momento in cui arrivi a quella nomination hai lavorato talmente tanto, perché tu hai lavorato, quello poi è un po' il premio, la sorpresa, e quindi... Poi ti accorgi man mano, sì, che ti dà una certa visibilità, ti dà un ritorno d'immagine, che insomma ti mette un po' più alla luce. Quella, diciamo, delle 4 che ho avuto, ovviamente quella che ricordo con più piacere, oltre a Benvenuti al Sud per le ragioni che hai detto, ma
e quella per Benvenuti al Nord, perché lì ebbi la doppia nomination. La doppia nomination, certo. Per la canzone originale con mia figlia che aveva 13 anni, la cantò, la scrisse. Capirai, proprio, capito? Si inizia... Guarda, solo a riparlarne ogni volta mi viene un brivido, perché stavamo mano nella mano, lì è stata una cosa indimenticabile. Anche poi per Verdone, la nomination, e anche quello è stato un grande piacere. Intanto aver lavorato con lui, che è un mito, io sono cresciuto con i suoi film, con le sue battute, quindi il Davide comunque ti dà quell'emozione di più, ti dà quel qualcosa anche a livello di lavoro, di ritorno, di immagine. Prego Max. Senti Umberto, parliamo di questa situazione che stiamo vivendo alienante, ma è soprattutto perché chi ha figli li vede fare queste video lezioni, ma tu come ti stai trovando con il tuo rapporto di professore, di maestro di musica per immagini con le video lezioni in questa situazione veramente anomala? Sì, Massimo, io sento a tratti, però ho capito la domanda, che è relativa alla docenza in conservatorio. La docenza in conservatorio. Io, diciamo, per i miei... Ma io guarda, a parte diciamo il primo impatto che è stato quello un po' che ha destabilizzato tutti, se quale piattaforma, eccetera, poi ho trovato un equilibrio con Skype, diciamo, ma con le registrazioni che gli allievi mi mandano, perché l'esecuzione, ecco, come la voce adesso diventava un po' precaria, cioè il suono veniva a mancare o veniva anche accelerato alle volte, perché quello che non ti dava per quel secondo di interruzione te lo ridava accelerato dopo, perché diventavano più virtuosi i miei allievi. Era bello questo, perché sentire le cose velocissime e perfette, e invece era tutto merito di Skype. Invece con la registrazione loro mi mandano un recording, io lo ascolto in simultanea, siamo online e quindi lo discutiamo, interrompo dove sento che c'è un problema, glielo faccio suonare, allora quel risuonarlo online diventa utile rispetto a un'esecuzione che è veramente improponibile. Quindi ho trovato, guarda, ti dirò, ci sono anche dei lati positivi, perché registrarsi per gli allievi è una grande risorsa, imparano a essere molto più diciamo insegnanti di se stessi, più critici, quindi anche qualche lato negativo, fermo restando che insomma la lezione in presenza è insostituibile. Bene, bene. Peraltro io mi domando tante cose. Tu ad esempio, io so che il tuo strumento nasci clarinettista, dico bene? Ma guarda, non si può dire questo, perché io nasco da famiglia di musicisti, mio padre e mio nonno, quindi io ero piccolo, avevo il pianoforte e ho imparato a camminare arrampicandomi al pianoforte. Ho sempre avuto una doppia anima, sia pianista che clarinettista. In conservatorio insegno clarinetto, faccio dei corsi di musica applicata, però nei concerti passo dal clarinetto al pianoforte e questo mi diverte molto, mi piace. Ok, senti, ti faccio un'ultima domanda. Dal punto di vista dei tuoi progetti futuri o presenti e magari bloccati appunto dal lockdown, mi puoi raccontare qualche cosa, che cosa bolla in pentola? Io sto lavorando già al film di Alessandro Lisiani, Chi ha incastrato Babbo Natale, che sarebbe dovuto uscire a dicembre, invece anche questo è stato ovviamente rimandato, però ho già il copione, quindi io sto scrivendo, io sul copione lo faccio sempre, questo è mia regola, perché mi avvantaggio prima delle riprese a scrivere le canzoni originali, i temi importanti, in modo che dopo diventa tutto un po' più non facile, non è mai facile, però sai già del materiale pronto. Okay. E poi in questo periodo sto scrivendo molto per altri concertisti, anche adesso sto scrivendo una mia medley per Mario Stefano Pietro-D'Archi, che è questo fisarmocista strepitoso che gira tutto il mondo, e ho fatto un medley dei miei temi che doveva essere adesso in Armenia il 16 maggio, la prima, con Beatrice Venezzi che dirigeva, è stato rimandato, ma insomma è un bel progetto. Ecco, perché questa è un'altra cosa importante di Umberto, perché non tutti i compositori hanno un'attività concertistica, c'è chi sì e chi no. Tu invece anche con Siani hai fatto un tour di quelli proprio saltamontagne, proprio lunghissimo, quindi niente. Senti Umberto, io ti saluto, ti ringrazio per la tua presenza, sono contentissimo sempre di vederti, sto bel sorriso, il compositore più abbronzato, lui è il compositore più abbronzato. Lui dovrebbe andare in onda con Carlo Conti, sarebbero... Esatto. Non è inutile che
dicono che il sole bacia i belli, che sono rimasto, No, è vero. oppure ero le Maldive e sono rimasto incastrato lì. No, in realtà Umberto mi ha detto che ha scoperto il suo terrazzo condominiale da quando c'è il lockdown, quindi... Vabbè, ma guarda me e Marco che sembriamo i Ringo Boys. Esatto. Noi invece Massimo, però ti vedo più abbronzato di Marco. Sto anche gonfiando. Qualche abbronzatura in più si può prendere. Assolutamente. Grazie, siete stati carinissimi. Buon lavoro. Ciao Umberto, auguri di tutto. Ciao. Ciao Umberto. Ciao. Allora, è bello passare da un compositore a un altro, da un amico a un altro, eccetera, eccetera. Adesso però passiamo a un'amica che non è una compositrice. Purtroppo ce ne sono poche di compositrici, ma è una sceneggiatrice con cui ho avuto il piacere di lavorare e è qui anche perché lei è una che di musica sa. Lei di musica sa. E sto parlando di Paola Mammini. Ciao Paola. Ciao. Grazie tantissimo dell'invito. Intanto è stato piacevolissimo seguirvi fino adesso e seguire tutti quelli che sono apparsi in quel quadratino, tra cui Pivio, che è un amico da una vita. Vivevamo nello stesso condominio quando eravamo ragazzini, io ancora studiavo per fare l'attrice all'Accademia d'Arte Drammatica. Quindi intanto molto bello e molto emozionante. Grazie Paola. E io una piccolina, per cui forse il mio David lo vedete pure, sta lì dietro, ecco, quindi no, guarda, dopo ti devi alzare, lo devi andare a prendere, non esiste che lo vediamo lì dietro. Ma è che lui perché ha un'età non ci vede bene, ma io con gli occhiali lo vedo benissimo. Senti, no, comunque ricordiamo che questa signora qui, il David, l'ha vinto, ricordami con Perfetti Sconosciuti nel 2016. Nel 2016. Nel 2016. Paolo Genovese, Paolo Costella, Filippo Bologna e Rolando Ravello, però io unica sceneggiatrice donna, quindi comunque... Grande. E in quanto quote rosa sei qui per questo? Allora. È emozionantissima quella serata perché davvero non lo sai prima e quindi quando insomma dicono è il vincitore della sceneggiatura è perfetto, io c'è una foto che mi hanno fatto, che mi ha trovato mio fratello sul Messaggero, che ho un video deformato, completamente deformato. Peraltro io, come potete vedere, sto in tuta, non sono proprio la femmina, quella precisina, però per quella sera devi essere per forza vestito con un abito di gala, cioè proprio lo devi fare. Per cui mi sono fatta accompagnare dalla mia amica Lucrezia Lante della Rovere a comprare un vestito perché ecco. Una mia amica mi ha comprato dei tacchi alti bellissimi e il mio terrore era dalla poltrona dove stavo dover fare tutta la passerella per salire poi sul palco e cadere rovinosamente. Invece l'adrenalina è tale per cui poi non sono caduta, ma quando sono tornata a casa la notte non avete idea di come stessero le mie gambe, proprio sono negata sui tacchi. Però ho fatto la mia porca figura perché sembravo invece abbastanza sciolta, rivedermi. Guarda, me la ricordo quella sera, me la ricordo anche le facce che avevate, tutti quanti erano sorpresi, anche lo stesso Paolo Genovese, cioè eravate proprio tutti sorpresi. Film. Siamo risaliti sul palco anche per il miglior film, quindi proprio una cosa veramente strepitosa. E di una cosa sono molto contenta, che il successo che ha avuto il film, che noi non ci aspettavamo, e che è stato veramente un successo, si può dire esagerato proprio. È strameritato. Tutti hanno parlato tantissimo della sceneggiatura, cosa che spesso non si fa nei film, non è polemica la mia, però è un fatto. Perché il film di solito in Italia è soprattutto, diciamo, per il grande pubblico del regista e degli attori. E quindi sembra che i film si scrivano da soli, e questo non è esattamente così, perché se non ci fossimo noi come la partitura per voi musicisti, che cosa suonano? Invece con Perfetti Sconosciuti si è parlato veramente tanto dell'importanza della sceneggiatura, e questo per me è stata una cosa, per me e per tutti i miei colleghi, una cosa molto importante. Ma guarda, hai detto una cosa giustissima, perché la voglio puntualizzare, perché in Italia si dimenticano tantissimo che i 5 fondamenti portanti della settima arte, soprattutto in America, ma non per fare proprio sempre guardare oltreoceano, ma non c'è neanche la regia e gli attori, c'è la sceneggiatura, la direzione della fotografia, la composizione originale, la scenografia e i costumi, almeno fino a un po' di anni fa erano questi. Poi arrivava regia,
produzione e recitazione. Oggi si sono dimenticati tutti quanti, ma senza la sceneggiatura e senza la musica e senza la fotografia il film non ci sarebbe. Esatto. Ma peraltro diciamo compagna di sfiga, nel senso della sceneggiatura, chi si occupa di sceneggiatura e chi si occupa di musica sono quelli proprio che chi saranno. Esatto. Quindi il lavoro mio e anche il lavoro vostro, cioè, musicisti, sì. cioè, è così bello poi quando insieme, come è successo con te, si lavora insieme partendo dal personaggio, quindi una melodia e delle armonie giuste per quel personaggio, è bellissimo andare a pensare insieme alla canzone giusta per una certa scena. No, è una cosa meravigliosa. E devo dire che, ecco, in Perfetti Sconosciuti la canzone di Bungaro e Cesare Chiodo, cantata da Fiorella Mannoia per Perfetti Sconosciuti, è stata un altro bellissimo. Io sono diventata molto amica di Bungaro e di Cesare, cioè è proprio bello lavorare insieme a costruire tutto questo, che appunto non è poca cosa nel film, ecco, diciamo. Io con Cesare ci suonavo negli anni '80, ti voglio dire questo, quindi è persona simpaticissima, quindi comprendo perfettamente. Come mi ricordo perfettamente i momenti in cui io lavoravo con Paola, allora raramente accade che chi si occupa di musica e chi si occupa di sceneggiatore vengono a contatto, è una cosa rarissima, perché loro la lavorano prima di tutti, noi lavoriamo dopo tutti, però qualche rara volta accade e quella volta è stato molto 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 bello, anche perché, ripeto, questa signora qui ne sa di musica, non è che quindi Paola, io ti chiedo invece da questo punto di vista, ho fatto un po' a tutti la domanda, noi non possiamo far finta che non è successo nulla in questi mesi, che è stato un po' uno tsunami dal punto di vista, a prescindere ovviamente dai drammi, ma anche dal punto di vista lavorativo e quindi dal punto di vista di quando finirà veramente questo lockdown. Quale pensi sia il futuro appunto per il cinema, per la televisione, in generale per il lavoro artistico, compreso il tuo? Guarda, per quanto mi riguarda, proprio soggettivamente, personalmente, mi ritengo per adesso molto fortunata perché sto lavorando tanto, perché chiaramente noi scriviamo, quindi lo possiamo fare. Cioè la mia vita sinceramente non è molto cambiata con lockdown, nel senso che io passo più o meno tutta la mia vita davanti al computer, ogni tanto vado in giardino con il mio cane, però quella è la mia vita, quindi la mia vita è rimasta abbastanza uguale. Per fortuna continuo a scrivere cose che si spera un giorno verranno prodotte e realizzate. La mia sensazione è che non vuole essere pessimistica. Io spero che alla fine di tutto questo le persone abbiano una voglia sconsiderata di ritornare al cinema, di ritornare al teatro, di ritornare a sentire concerti. Però all'inizio, cioè io capisco, anche avendo fatto l'attrice, avendo tanti amici attori che si preoccupano giustamente della non riapertura dei teatri, però mi chiedo adesso, al momento, chi è che avrebbe, insomma, diciamo, il coraggio di andare a teatro se il teatro adesso se il cinema fossero aperti. Non è un tema molto facile, è un tema abbastanza complicato, per cui è chiaro che io stessa fruisco di serie TV, sono malata ovviamente, ma è anche diciamo che io li faccio corsi di aggiornamento, le serie che seguo, c'ho Netflix e mi vedo tutta è chiaro che al cinema la sala è tutta un'altra cosa. Ieri mi sono rivista Parasite su Sky, io l'avevo visto al cinema, visto in televisione è sempre meraviglioso, ma non è la stessa cosa. Quindi ho visto anche diciamo la regolamentazione per ricominciare a girare i film. Mi sembra veramente, ma così complicato. Assurda. Quasi a livello ridicolo. Quindi devo dire che ho un po' paura, però io spero, mi auguro, insomma, che la responsabilità personale di ognuno di noi faccia sì che questo stupidino a un certo punto lo sconfiggiamo, perché dipende solo da noi, da come ci comportiamo noi. E quelli che sfidano il virus dicendo chi se ne frega del decreto, io esco senza maschera, sei un cretino, perché così il contagio non si ferma più. Per cui... Guarda, io a Milano i cretini li vedo tutti i giorni, quindi... il video dei Navigli, cioè una cosa mostruosa. Guarda, è da rabbrividire, è veramente la sagra del rincoglionito. Scusate, non si dice la parolaccia, ma è proprio da affibbiargliela, perché non è che ti hanno detto di uscire e devi fare la pazza gioia, per citare Paolo Virzì.
Cioè, non è No, così. esatto. Devi essere assennato. Io volevo chiedere a Paola una cosa, una curiosità proprio che chiedo a chi appunto costruisce e crea le storie. Immagino che ci sarà già qualcuno che penserà di raccontare questi 2 mesi o qualche storia legata a questo assurdo esperimento sociale a cui abbiamo partecipato. Vedendola dal tuo punto di vista, è complicata come raccontare dal punto di vista cinematografico quello che abbiamo vissuto? Guarda, io ti dico, la mia, ovviamente posso parlare solo per me, molto poco dopo l'inizio del lockdown mi è stato offerto di partecipare a scrivere un film, non dirò assolutamente la produzione, per raccontare l'Italia ai tempi del Covid, quindi raccontare anche in maniera, non dico comica, però così quello che può succedere nelle case al chiuso, negli appartamenti, quindi con dei personaggi, degli aneddoti e tutto. Io mi sono rifiutata categoricamente perché trovo che non sia proprio eticamente, moralmente giusto fare una cosa cioè sfruttare, insomma, sciacallare su quello che stiamo vivendo per fare una commedia, anche perché immagino che appunto quando un giorno forse si tornerà al cinema, chi è che ha voglia di vedere una commedia sul Covid? Quello che io penso è che fra un bel po', ma tanto po', sarebbe interessante pensare di realizzare delle serie tipo Chernobyl, cioè delle cose serie, non l'Italia ai tempi del Covid, perché appunto lì il soggetto avrebbe previsto di raccontare 2 che si stavano divorziando e che invece il lockdown li tiene uniti, un amante, un altro che non si riesce a chiamare, 2 gay, perché ovviamente bisogna mettere i gay per fare i fichi, che finiscono... Ho capito. Io vedo anche che tanti invece raccolgono storie per fare Io non sono tanto d'accordo, sinceramente. Concordo. Cioè, penso che anche noi autori dobbiamo fare una riflessione proprio su questo, perché è chiaro che sta raccontare le sensazioni, le emozioni, le fragilità di ognuno di noi, però in una maniera rispettosa del dolore anche di tutti i morti che ci sono stati. Lo dico proprio, almeno io. Quindi magari aspettare, avere una distanza un po' maggiore rispetto a quello. Sì. Per pensare di scrivere. Paola, io ti ringrazio. Sei stata... Non ti ho fatto vedere il David. Vabbè. Il David. No. Allora, senza tacchi. Alzati pure. Dove sono i tacchi? I tacchi perché sono fatta così. Guarda come sto. No, hai fatto bene. Vediamo che meraviglia. Questo è il David. È David. Vabbè. Grande, Perfetti sconosciuti, film straordinario, grande straordinario, veramente straordinario. Ma quindi ve ne hanno dati uno a testa di tutti i sceneggiatori. Quindi se domani fanno un premio dedicato a un'orchestra, ci sarà bisogno di 200... In realtà no, ne danno uno, poi la produzione che carinamente può chiedere di avere la copia. Ok. Però tutti eravate in 5, quindi voglio dire... No, sai, ai tempi del Covid, quasi quasi se non c'è il lavoro, li mettono tutti insieme, li fondono, qualcosa viene fuori. Va bene. Paola, ciao, auguri e a prestissimo, perché una delle puntate monografiche che faremo prossimamente la facciamo appunto proprio con Paola Mammini, cercando di parlare tra l'usco e il brusco di questo appunto rapporto tra sceneggiatura e musica. Ok? Giuro, non mi metterò i tacchi, sappilo. No, guarda, non c'è bisogno. Sei così bella così senza tacchi. Va benissimo così. Ciao Paola. Ciao, grazie. Buon proseguimento, ciao. E io in questo momento di riflessione bevo un bicchiere d'acqua che mi si è allappata la bocca. Guarda, anch'io, gli ospiti che stanno aspettando il loro turno ci perdoneranno se io tra l'altro in questo momento di leggera pausa di riflessione, ma anzi per sciacquare l'ugola. Ringrazio tutti i commenti che stiamo ricevendo su Facebook e su YouTube da tutti i nostri fan, che sono commenti meravigliosi, che io ogni tanto cerco di vedere e rispondere con un cuoricino. Io li ringrazio, anche se non li ho letti, li leggerò tutti insieme dopo. Allora, abbiamo fatto la pausa, quella la David Letterman Show, no? Con la tazza di caffè classica.
allora annuncio io i prossimi ospiti, perché ovviamente abbiamo un bel trittico abbiamo. Non abbiamo tutta l'orchestra, ma abbiamo una parte di Piazza Vittorio. Allora, abbiamo... aspetta, dico solo una cosa, è la prima volta che ci colleghiamo in 5, speriamo che entriamo tutti nel monitor in 5, che ce lo consenta il programma. Allora parto con il primo. Che Dio ce la mandi buona. Mario Sono Tronco io. con noi, grande Mario. Come state? Bene. Segregati ma contenti. Ma sì. Allora, adesso prova a inserire anche Leandro Piccioni, grande Leandro, ciao. E infine troviamoci, eccolo lì, il sardo. No, Gianfranco, i parrucchieri sono chiusi, A me l'ha tagliati la mia compagna, è venuto un taglio neanche male, direi. Allora, come da sottopancia, loro rappresentano, ecco, l'orchestra di Piazza Vittorio e il film Il flauto magico, quest'anno candidato miglior musicista ai premi David di Donatello. Lo posso dire, io sono romano e quando vedo l'orchestra di Piazza Vittorio esce in me un anelito da concittadini, anche se poi vedo i concittadini qui, mi sa che di Roma veramente non ce ne stanno tanti, però insomma siete un'esperienza fantastica che è nata in un quartiere di Roma che è appunto l'Esquilino. Io chiedo a qualcuno di voi di raccontarcela brevemente. Vabbè, parliamo con Mario Tronco. Mario Tronco? Sì, Mario è l'anima. Sì, nasce nel 2002, quest'anno l'orchestra festeggia 18 anni di attività e nasce per volontà di un quartiere proprio. L'idea era mia, era quella di fare un'orchestra di immigrati ispirata al suono di quella piazza e mi ha seguito un quartiere intero, insomma, insegnanti delle scuole medie, impiegati, operai, artisti che hanno finanziato l'orchestra mettendo proprio i soldi di tasca loro, per cui è forse il primo esempio di orchestra prodotta e finanziata dal basso. Insomma, dei cittadini hanno fatto quello che di solito fanno le istituzioni, quelle di finanziare l'orchestra. Devo dire che la candidatura di un'orchestra, Davide Donatello, in questo momento è molto, molto simbolica, perché viene candidata un'orchestra, non un musicista singolo, e siccome sarà difficile vedere un'orchestra schierata su un palco per molto tempo, forse vedremo dei solisti oppure dei monologhi al teatro presto, ma un palco molto affollato sarà difficile vederlo in tempi brevi. Insomma, questa candidatura è un po' simbolica in qualche maniera. E poi l'orchestra è un'orchestra non solo di interpreti, e noi sappiamo da musicisti quanto un'interpretazione può cambiare il destino di una composizione. Un'ottima esecuzione può dar valore ancora di più a un'ottima partitura, oppure può mortificare una buona partitura. E questa è un'orchestra di autori anche, perché all'interno dell'orchestra moltissimi hanno scritto per questo film: Zia Trabelsi, Carlo Spaz, Ernesto Valle, insomma tutti i musicisti dell'orchestra sono anche autori. Ma infatti mi viene una domanda in tal senso, soprattutto per Leandro, perché diciamo immettersi, intricarsi tra le note di un piccolo novellino come Mozart con una musica originale non è cosa facile per un compositore, soprattutto davanti a cotanta opera che è un capolavoro. Sì, no, non è facile, ma diciamo che la frequentazione che con Mario abbiamo fatto con il nostro amico Mozart è stata tanta, insomma, importante, perché poi ricordiamo pure il Don Giovanni recente che abbiamo fatto, oltre al flauto magico, che risale a 11 anni fa. Però niente, io posso dire che lavorare con questa orchestra è stata ed è un'esperienza straordinaria, stimolante e piena di appunto, come il motivo per cui siamo qua, anche di cose stupefacenti, perché insomma partire dal lontano periodo in cui Mario
un giorno al mio studio, mentre lavoravamo insieme con gli Avion Travel, perché poi Mario ovviamente è tuttora una colonna portante degli Avion Travel, e un giorno si presenta e dice: io voglio fare un'orchestra di extracomunitari di Piazza Vittorio, che è la mia piazza, e io non mi ricordo chi c'era lì vicino, insomma abbiamo pensato: ma sei pazzo, cioè orchestra che vuol dire, eccetera. E beh, insomma, da quella lontana frase abbiamo iniziato e ci troviamo cioè dalle piazze, dalle canzoni nostre, originali, insomma, nelle piazze siamo arrivati nei teatri di tutta Europa, in Italia ovviamente tantissimo, e adesso siamo qui per questo film. Cioè, che cosa si vuole di più dalla vita, insomma, da un rapporto anche di collaborazione artistica molto bello e anche lungo negli anni, insomma. Che cosa si vuole di più? Forse lo so, ricominciare a suonare e riandare in giro a suonare, quindi beh, sì, poi noi siamo un'orchestra nomade per definizione, se ci trovi in una casa è difficile, sì, è veramente un'esigenza vitale, perché insomma siamo anche un po' stufi di mostrarci così in quadretti piccoli e di non far sentire il sudore. Io prima pensavo al senso che ha il colpo di tosse a teatro. Il colpo di tosse a teatro è un personaggio del teatro, perché voi che avete frequentato ovviamente il teatro sapete che ci sono dei momenti in cui c'è un colpo di tosse che diventa contagioso e si espande per la platea, che anche per molti autori è un segno che c'è una parte dello spettacolo che non funziona bene perché il pubblico si sta distraendo, allora lo prendi anche come adesso invece quel colpo di tosse è il terrore, cioè non significa più un momento di noia, ma si trasforma in un momento di paura, per cui sarà difficile, insomma. Sarà dura. Io vorrei fare una domanda all'altro regista di questo film, cioè Gianfranco Gabiddu, e gli vorrei chiedere invece proprio di parlarci di questo film, cioè di entrare un po' più nel dettaglio. Come è venuta l'idea? Mi sembra che l'orchestra di Piazza Vittorio già lavorava a partiture mozartiane, però come è venuta l'idea di farne venire, di far uscire un film da tutto questo? Una premessa: intanto siamo contenti perché è la candidatura migliore per un musical, perché un musical per definizione è musica da vedere, per cui questo è un film musicale, per cui è giusto quello. E anche per rispondere alla tua domanda bisogna fare un passo indietro. Questo progetto ha una lunga storia, io sono un po' l'ultimo arrivato in questo treno che è partito tanto tempo fa, e che ha portato quest'opera in versione appunto teatro in giro per il mondo. Per cui quando ho avuto questa specie di invito a nozze di lavorare con loro, è stato un po' come entrare dentro una famiglia affiatata ma aperta ad accogliere un altro e pronta per l'affiattamento che appunto aveva sviluppato proprio in tanti palcoscenici, in tante piazze, pronta ad improvvisare. E quindi anche io ho sentito una libertà, pur nel rigore e nelle limitazioni che il cinema mette sempre nella sua tecnica, che è un po' invasiva, ma alla fine siamo riusciti anche a fare un po' più i musicisti, cioè inventarci anche delle cose lì per lì che a me sul momento mi terrorizzavano, perché Mario lo temevo ogni mattina, perché lui arrivava e ha detto: senti, ho pensato questa cosa, e prevedeva rovesciamenti di luci, cose praticamente manco a Hollywood, per cui era un po' fare le nozze coi fichi secchi, ma credo che sia proprio poi alla fine la cifra più caratteristica del film, perché è un film che sembra fatto da degli artigiani
che amano il proprio mestiere, capito? Non è un film dove si sfoggia la tecnica per la tecnica, si sfoggiano le capriole, l'effetto speciale, ma si sfoggia un sentimento e una sorpresa talvolta anche ingenuo, ma che secondo me restituisce quello che è il cuore di questo miracolo che è l'orchestra. E poi per un regista avere degli attori che sono in quella parte da anni è come veramente suonare la fisarmonica, perché tocchi un tasto e vanno assolutamente tranquilli senza nessun problema, insomma. Una grande esperienza, per me è stata una grande esperienza. Ma infatti ti dissi sia a te Gianfranco che a Mario al Cresa de Ma l'estate scorsa, al tuo festival bellissimo dedicato alla musica e all'immagine, che per me, dopo la visione, perché lo vidi in quell'occasione, era un Elsa Popping felliniano, proprio un effluvio, un magmatico di immagini, colori, musicalità, c'è di tutto e di più. Ed è vero, hai detto una cosa bellissima, è proprio vero, sacro, artigianato quel film. E questa è la sua bellezza. Allora, io farei un'ultima... dunque, c'è un film di Yo-Yo Ma che voi musicisti conoscerete. Se c'è una cosa che mi ricorda Piazza Vittorio, ma l'orchestra di Piazza Vittorio, è proprio quel film di Yo-Yo Ma che, se non sbaglio, si intitola I musicisti della Via della Seta. La Via della Seta, sì. La Via della Seta. Che credo che voi siete arrivati molto prima di lui. Un po' di anni prima, poi tra l'altro poi il film, l'orchestra è raccontata da un documentario molto bello di Cassino Ferrente, a cui auguro la vittoria del premio per il miglior documentario con Selfie, che è un film clamoroso, e che appunto ha raccontato l'orchestra, un documentario che si chiama proprio l'Orchestra di Piazza Vittorio del 2006. 2006. Ma considerate che voi siete, mi hai detto, nati nel 2002, dico bene? Sì, nel 2002 siamo nati, sì. Siamo vicini al ventennale, insomma. 18 anni, possiamo votare, l'anno prossimo Se posso dire una cosa riguardo proprio alla colonna sonora, insomma, certo. Giusto. Che ovviamente, come diceva giustamente Gianfranco, trattandosi di un musical a tutti gli effetti, è stata una colonna sonora che ci ha impegnato, insomma, ne abbiamo fatte altre di colonne sonore ovviamente di altri film, di altri registi, ma insomma un musical è un musical, per cui ci ha impegnato moltissimo nelle fasi di preparazione, registrazione, per poi girare sul set, insomma. Quanto è durata la lavorazione? Quanto è durata? Allora, è durata tantissimo, ma diciamo per altri motivi, non perché il nostro lavoro aveva bisogno di quei tempi. Però, insomma, abbiamo fatto parecchie sessioni di registrazione, le prime con le basi fatte con la OPV, insomma, con l'orchestra quasi a completo, per avere, come si fa nei musical, no? Avere i brani definiti, finiti, per poterli poi cantare, realizzare sul girato, sul set. E poi rimesso le mani su tutte le orchestrazioni, le rifiniture, insomma varie sessioni di registrazione, messaggi, come si fa nei film, ma un film musicale così è molto impegnativo per noi. E a tempi decisamente più lunghi. A proposito di questo, mi ricorda Pivio, che ha partecipato prima di voi, che appunto ha vinto con il Donatello, con un musical, e mi diceva Amore per la vita, e mi diceva che la lavorazione è stata enorme. Lo capisco, è un bel film, mi è piaciuto moltissimo e sì, lo capisco benissimo. Musical per musical, insomma, i tempi sono maggiori che realizzare. Sì. Allora, io vorrei ringraziare l'Orchestra di Piazza Vittorio, i rappresentanti dell'Orchestra di Piazza Vittorio, Gianfranco Gabiddu, Leandro Piccioni e Mario Tronco. Grazie a voi. Abbiamo visto tanti Donatello, la statuetta prima di voi, quindi vi ho detto tutto. Ragazzi, auguri! Grazie. Voi. Ciao. Ciao Massimo, ciao Marco. Ciao. Ci sentiamo. Ok. Bene, allora, bene.
Bene, una scaletta fitta. Allora, infatti il mio corpo si sta già decomponendo stando seduto. Esatto. Credo che Carlo Conti questi problemi non ce li abbia, però va bene. E il prossimo ospite, che credo sia già in linea, spero. No, il prossimo ospite in questo momento non è in linea, cioè se noi avremmo in scaletta Ralph P, che sarebbe Raffaele Bonomo, autore delle canzoni, delle musiche del sindaco del Rione Sanità, film tra l'altro meraviglioso. Esatto, nomination come miglior canzone originale. Al momento non è in linea, probabilmente avrà qualche problema. Allora, se sono d'accordo anche gli altri, io passerei invece a quelli successivi, aspettando... Sì, aspettiamo, magari poi Ralph ci chiamerà, rindatelo contatto. Nel frattempo, vabbè, andiamo agli altri due. Allora andiamo. Noi non ci occupiamo solo di musica e di canzoni, ma anche di altri aspetti sonori. E quando dico sonori, io a questo punto faccio vedere una persona e l'altra persona. Trattasi di Luca Novelli e Gianni Pallotto. Ok? Ciao. Allora, Ciao, uno dice: chi sono questi? Aspetta, faccio l'adeguato sottopancia che passa, eccolo là, che spiega chi sono costoro. Costoro hanno la nomination come miglior suono per Pinocchio. In realtà la nomination, il gruppo suono, diciamo, si compone sempre di più persone, e quindi non c'è solo loro, anche Maricetta Lombardo, Daniela Bassani, Stefano Grosso. Posso dire una cosa, Marco? Prego. Hanno collaborato con noi anche Paolo Amici e Brando De Sica. È come non dirli, è come non menzionarli. Allora, io presento velocemente l'uno e l'altro. Allora, Gianni Pallotto è un fonico di mix. Io non so quanti film ci ho fatto con lui, proprio me lo ritrovo spessissimo nei mix, quindi non mi credo l'ultimo che ci siamo visti forse con l'ultimo film di Christian De Sica, credo, se vado a memoria. Sì. Dall'altra parte abbiamo Luca Novelli, con cui Luca Novelli è una figura particolarissima, perché si occupa di suono, ma è anche un membro dei Mocadelic, quindi si occupa di volevo dire io. Io ho fatto il programma, questa trasmissione, solo per poter parlare. Io posso pure mutarti, Gianni, capito? Io muto un fonico di mix proprio. L'apoteosi. Guarda, l'ho mutato. Eliminato in una botta sola. Fantastico. Vabbè, abbiamo perso Pallotto, vabbè. Invece pensa Marco che proprio Gianni è stato il fonico con cui da musicista abbiamo fatto la prima colonna sonora. Sì, dai, con prima lui assoluta, Salvatore, come Dio comanda, c'era Gianni al mix all'epoca International Recording. Vero. E per me non per l'età, perché è più piccolo di me, però è un padre artistico, tecnico, tutto. Cioè, era un manzo criminale di e quando avremo tempo poi insomma quelle giornate ve ne racconterò, però insomma ti dico solo che sono passati i giorni, io ero a terza o quarta fila delle poltrone insieme al regista, piano piano ho avanzato e ho preso un po' di confidenza, fino a che un giorno lui si gira e mi fa: vieni, ti puoi sedere anche accanto a me, un giorno ti farò toccare il fader della musica. E io ho fatto i miei giorni accanto a lui, ogni tanto mi diceva: vabbè, metti la mano, io provo a mettere la mano e faceva: t'ho visto, scherzavo, ti pare che ti faccio toccare. No, però scherzo, però è andata così, scherzo no, è andata così. Quanti anni avevi te quando sei entrato per la prima volta in una sala mix con lui a fare il fonico? Era il 2008, erano 12 anni fa. Io ce n'ho 46. 12 anni fa. 12 anni fa, pensavo di più che fosse quel film. Che ragazzino. No, 12 anni fa. È stato stupendo. E devo dire che la coincidenza vuole che Daniela Bassani, che è candidata insieme a noi per il premio per Pinocchio, c'era anche in quel film, e approfitto di dire che anche lei il primo giorno, era per la prima volta in vita mia in cui facevo questo tipo di esperienza. Mi ricordo ancora, entro in sala, c'era il regista, quindi mi siedo dietro,
no, che ne so, per educazione. Certo. Daniela mi guarda e mi viene all'orecchio e mi fa: Luca, siediti o accanto, insomma, o una poltrona o due accanto, dietro, è mancanza di rispetto, perché devi stare accanto al regista, se c'ha bisogno di parlare con te non si può girare. Tu pensa, è iniziata così, quindi con Daniela che mi diceva quando potevo intervenire, quando era il momento in cui qualcuno si aspettava che il musicista dicesse la sua, no? Io fra i giganti, no, con Pallotto cattivissimo, quindi proprio insomma, dell'aneddoto, però insomma, no, guarda, comprendo perfettamente. Io ho sempre detto che la sala mix, ma la sala mix cinema, non la sala mix musica, la sala mix cinema è la cosa più simile a una caserma, cioè nel senso esistono una serie di gerarchie, di modalità che se tu te sbagli è finita. No, è finita. Guarda, già il cinema è come stare militare, no? No, il cinema, allora, scusate, il cinema è come militare, no? Ci sono i reparti, l'ordine del giorno, cioè, è una roba militare. Entri in sala mix, speri che lì ci sia un'aria finalmente, invece è peggio, è una roba che se sbaglia, la cosa sbagliata, al momento sbagliato, niente, finito. Ma state descrivendo la mix in un modo veramente, non è così. È poesia questa, Gianni, è poesia. Senti, allora io adesso faccio un paio di domande a tutti e due. Allora, a Gianni gli faccio... Allora, questo sapete che è un programma che ha a che fare con la musica, con il suono e via dicendo. Dopo ci parlerete di Pinocchio. Però io adesso, non scherzando, ma seriamente ti chiedo, il fonico di mix, vabbè, lo dico a chi magari non è ad uso, è colui che all'interno della sala mix missa il film, non missa solo la colonna sonora, missa il film, missa i suoni, i dialoghi, eccetera, eccetera. Ha torneato da altri loschi figuri come il montatore musica, dialoghi e via discorrendo, sta lì e comanda, o perlomeno sembra che comanda, perché in realtà dietro c'è il regista, il produttore, il montatore, il musicista e chi più ne ha ne butta. Esatto, io ho sempre pensato la cucchiera del piano di sotto, tutti quelli che passano da lì, a responsabile del coordinamento della post produzione, insomma tutti, c'è tutti. Allora la domanda che ti faccio è: dimmi la cosa proprio a bruciapelo, la cosa più bella del tuo lavoro e quella più spinosa. Guarda, per me è una cosa che soffro tantissimo, è il premix dialoghi. È una cosa che veramente me leva le forze. È una cosa che io ritengo per alcuni film inutile. Addirittura. Per alcuni film la ritengo inutile. Perché poi tanto comunque sia sei costretto a volte a cambiare. Metterci le mani. Sì. Quindi... Poi per il resto è tutta magia, è tutto, cioè per me è una cosa stupenda. Non trovo mai problemi, mi diverto talmente tanto che non è mai niente un problema, si risolve tutto. Però i premix e dialoghi, quella lì ti pesa, Io mi ricordo che feci un lavoro con lui, ecco, mi sta bene in mente, un lavoro che facciamo il quarto e quinto turno, pure il sesto, il settimo, non so se erano con Muccino. Noi finivamo alle 4 di notte, una cosa del genere, cioè io ho ricordi vaghi, proprio onirici di quel momento, quindi finivo un film e cominciavo io pure, e stavo sempre lì alla stessa sala che sappiamo, e facevo quello di Maccia Capatonda, finivo uno, alla fine della giornata eravamo frullati come... però mi ricordo questo di lui. Senti, invece adesso domanda a Luca. Allora, tu lavori sia nel suono che appunto come membro invece di Mogadelic. Mi spieghi questa cosa come perché è strana, cioè penso sei uno dei pochi che sta in queste fasi lavorative, una all'inizio, l'altra alla fine, e che vedi il mondo da due visioni diverse. Interagiscono in qualche modo queste figure quando lavori? Diciamo le due figure professionali mie personali, cioè lo splittamento di Luca Noelli, diciamo così, no, non interagisce, sono interagite in passato esclusivamente nei film di Salvatores,
perché io da microfonista già avevo lavorato con Gabriele prima di Come Dio Comanda. Poi è una storia lunga, comunque per farla breve, insomma, per veramente una successione di eventi fortunati, Gabriele ha anche scoperto che suonava in una band, cioè Mogadelic, stava cercando una band giovane di un certo tipo per Come Dio Comanda. Maniti gli aveva suggerito l'ambito post-rock, noi all'epoca facevamo post-rock, la casualità ha voluto che ha sentito questo disco e quindi da lì è iniziata, mi ha chiamato e da lì è iniziata la mia personale carriera doppia, diciamo così, che combacia ed è combaciata in passato esclusivamente, appunto, come dicevo, nei film di Gabriele, perché Gabriele, diciamo, usualmente usa la musica sul set, anche solo per ispirare gli attori, non musica già composta, ma così ti svegli la mattina, quindi io stesso veniva là, Luca, ma che dici oggi per quella scena? Abbiamo un pezzo che potremo mandare in playback sul set, sai, sembra importante per gli attori, per quella scena. Noi ci pensavamo un po' insieme, io, lui, e quindi io più o meno tutti i film avevo la mia bella cassa amplificata su un carrellino montata col mio, adesso con l'iPhone, all'epoca con un piccolo, non so, attrezzetto, e lì combaciavo il mio ruolo da microfonista, ma anche da musicista. In particolare su Come Dio Comanda, le musiche che noi avevamo preparato come provini ero io stesso a mandarle in playback sul set, per cui era bellissimo. Era un po' strano, forse non l'ho goduta poi così bene come l'avrei fatto forse adesso dopo tanti anni, perché chiaramente molta era la tensione, la paura, no? Però era strano, perché comunque poi venivano i colleghi, magari l'operatore di macchina mi diceva: ah, che bella Luca questa canzone, va perfetta che l'hai mandata in playback, perché così con i movimenti di macchina mi sono proprio ispirato. Oppure venivano gli attori, insomma, lì hanno sempre combaciato. Per il resto no, devo dire no, anche perché tendenzialmente per cercare di avere un po' di credibilità, perché se no sul set pensano che sono un figlio di papà che fa il musicista, non c'ha bisogno di lavorare sul set. Da musicista pensano, vabbè, ma tanto quello fa il cinema, fa il microfonista, che gli frega, da musicista. Per avere un minimo di credibilità cerco sempre di veramente di staccare le cose e essere il più possibile professionale in uno e in un altro, però siamo distaccati, ecco, diciamo. Sì, anche perché si sa, i musicisti sono ricchissimi, lo sanno tutti quanti, che è una categoria ricchissima proprio. Sì. C'ho qui i soldi del Messi, o più o meno. Senti, no, mi ha fatto venire in mente una cosa, ma sparo lì, guarda come fanno veramente quelli fighi, che questa cosa che tu mi hai detto di Salvatore che gira con le musiche, me la raccontò, stavamo tutti e due in giuria a un festival, Storaro, dicendo che Francis Ford Coppola, la scena quella famosa di Apocalypse Now del bombardamento, la girò con la cavalcata delle Valchirie, Wagner direttamente, quindi tutti i movimenti di macchina erano proprio in sync, ma live con quello che succedeva. Non ho mai sentito più nessuno, è la prima volta che sento dire un regista che utilizza la musica anche durante il girato. In tutti i film in cui ho lavorato con Gabriele, anche prima che cominciassi a fare colonne sonore, quindi già da solo microfonista, sempre, su tutti i film. Adesso sono un paio di film, non ci lavoro, non c'è più, non c'è stato modo, ma penso che lo continui a fare, perché è proprio il suo modo di vedere il cinema. Insomma. Ma se non sbaglio, Salvatore, sei uno che ha anche una certa cultura musicale, o mi sbaglio? Parecchia. Ecco. Quindi anche quello è importante. Allora, io lascio fare una domanda invece a Massimo circa invece Pinocchio. Parliamo di Pinocchio un attimo. Allora, io devo essere sincero, in tutta verità, non sono un fan del film, perché subito si può essere sempre bonari con tutti quanti. No, allora, da un punto di vista stilistico, visivo, è straordinario. Io poi amo molto e sono affezionato, credo come buona parte della popolazione italiana, alla sceneggiatura di Comencini, e infatti le musiche di Marianelli le ho ritrovate molto, gliel'ho anche detto a Dario in un'intervista, molto giustamente un omaggio a Fiorenzo Carpi, che dobbiamo citare, che è stato un grandissimo compositore italiano, poco ricordato. Però devo essere sincero, è un film internazionale, perché c'è l'uso del suono e della musica e dei dialoghi perfetto. Infatti, secondo me avete fatto un lavoro straordinario e vi meritate la nomination. Poi il mio giudizio è quello, esula da questa cosa qui, però effettivamente, ma come cerchiamo di far capire comunque allo spettatore medio, tra virgolette, che poi è anche forse offensivo,
come si fa a far combaciare in maniera perfetta la musica con il suono? Perché sono due cose che poi fondamentalmente cozzano. Gianni. Guarda, onestamente tutto il lavoro era ben fatto, dai dialoghi, dai rumori, dagli ambienti. Quando tutte queste cose si mischiano già tra loro, tu dai soltanto un volume e c'hai questi elementi perfetti, diventa tutto facile, cioè ti entra tutto nel sangue, praticamente viaggi con loro e diventa tutta una cosa soave, tutta una cosa bella, non c'hai niente che ti disturba. In qualsiasi modo tu la missi, ci sono dei suoni lavorati, la musica bella, non mi infastidisce niente, perciò puoi osare tutto. Quando c'hai questi elementi viene da sé, già è bello anche se fai un passaggio, è bello perché funziona tutto, capito? Non hai un elemento di disturbo, non hai... Quindi stai dicendo che se le fondamenta sono buone, poi alla fine il lavoro di mix è decisamente più facilitato, no? Più facilitato, naturalmente deve combaciare tutto, cioè la musica che entra perché deve entrare lì, entra con quella leggerezza, cioè è tutto lavorato, il dialogo bello, gli ambienti che non danno fastidio, cioè è tutta una cosa che veramente è una magia. In quel film veramente è stato tutta una magia. Pinocchio è tutto, i rumori di Pinocchio quando si muove, cioè è stato tutto fatto alla perfezione. Luca, veramente bravi gli altri. Luca, tu che cosa ti ricordi di questo lavoro? Cioè, ci sono qualche particolarità appunto dal punto di vista proprio del tuo ruolo? Guarda, banalmente un po' la fatica, proprio la fatica fisica, nel senso che non so neanche se poi dal film si evince, insomma, però la fatica, il disagio, quello che nel cinema si chiama il disagio, diciamo, no? Perché comunque sono state tutte location complicate, luoghi difficili da arrivare, difficili da vivere, quindi sostanzialmente quello, insomma, il mio personale lavoro è stato quello. Poi con gli attori è andata bene, insomma, che sono, diciamo, il primo ostacolo al ruolo del microfonista. Se c'è un attore disponibile, insomma, viene tutto da sé. E devo dire su questo, Benigni, vabbè, cioè non ci sono parole, non ci sono parole per dire quale veramente gentleman è. Dire questo. Ok ragazzi, io vi saluto, vi faccio tantissimi, non ve lo dico, comunque per quanto riguarda questa sera, ma in ogni caso secondo me è già bello avervi rivisto qui, quindi è già bello la nomination. Ma è già bello fare sto mestiere. È già bello fare sto mestiere, se ce lo fanno fare, se ce lo ricominciano a fare, perché sennò è tutto più difficile. Esatto, io anche annuncio il fatto che ne abbiamo parlato, io spero di avervi nella monografica, insomma, dove parleremo di tutto questo più diffusamente, ad esempio la storia che ha raccontato Luca Novelli dei Mocadelic, come sono iniziati, il rapporto di Salvatore, è una cosa che faceva parte della leggenda, adesso che me la conferma è realtà. Esatto. Quindi io vi auguro il meglio, un bacio, a prestissimo, grazie. Ciao Gianni, Luca Novelli. Ciao. E allora abbiamo il nostro Raffaele Bonomo, in arte Ralph P, candidato, come diciamo poc'anzi, alla miglior canzone per il sindaco del Rione Sanità, che vi invito, chi non l'ha visto al cinema purtroppo, a recuperarlo su Rai Play se vi è ancora. Film straordinario di Mario Martone, con una musica, come ho detto al suo autore, nonché delle canzoni ma dei pezzi strumentali molto anni 80 in stile Giorgio Moroder, Tangerine Dream. E quindi abbiamo Raffaele Bonomo che è in Inghilterra, tra l'altro. Buonasera. Ciao. Con quel tempo lì sta in Inghilterra? Sì, ultimamente paradossalmente il tempo in Inghilterra sembra Napoli, ecco. Sente che ho la mancanza di Napoli, quindi sarà il Covid che ha dato un tempo compensa almeno su questo aspetto.
Infatti, grazie, è un piacere averti qua con noi. Grazie mille a voi, il piacere è mio, piacere è mio. Senti, io innanzitutto ti parlo da collega, perché io ho saputo che quella P del tuo Ralph P sta per percussioni. Siccome io sono un percussionista, quindi voglio dire, benissimo. allora tu hai partita vinta, guarda, per quanto Benissimo. mi riguarda. Cioè, percussioni quali esattamente? Allora, io ho iniziato a studiare congas con Mariano Caiano, attuale membro dell'orchestra italiana del 2011, no, molto prima, nel 2005, chiedo scusa, sto confondendo nel 2005 ho iniziato con Mariano Caiano, poi ho conosciuto percussionisti come Ciccio Merolla, Giovanni Imparato, che mi hanno potuto un attimo trasmettere determinate cose, ma il mio maestro Peppe Sannino, non ho avuto mai il piacere di conoscerlo, non ho avuto mai il piacere. Come dicevo, il mio maestro è Mariano Caiano. Quindi tu hai sfiorato e anzi hai toccato con mano, anzi hai battuto esatto. quello di Renato Marengo, che lo cita sempre, che lui è il mentore del Napoles Power. Sì, il grande. Senti, ci racconti un attimo com'è nata la collaborazione? Allora, la collaborazione con il Sindaco del Rione Sanità è nata con un provino che feci con Mario Martone. Ecco, appunto, sentivo proprio prima la cosa di portare in giro i brani, no? Io sono nuova generazione, ce li avevo sul mio cellulare i miei brani. Feci questo provino dove pensavo in realtà cercassero un musicista, ma in realtà cercavano un attore. Io feci qualche esperienza come attore, ma in una compagnia amatoriale, e mi presentai al provino. Mario disse: ok, cosa ci fai vedere? Forse ho frainteso, perché io non ho molto da far vedere, ma più che altro da far sentire. E il grande maestro Mario Martone disse: fammi sentire, e gli fece ascoltare uno dei miei brani che si intitola Niente Nuovo. E da lì è nata poi la collaborazione, perché poi siamo stati in tournée 2 mesi, è partita tutto dal Nest a San Giovanni a Teduccio, siamo stati poi a Torino, poi l'anno dopo abbiamo fatto 6 mesi di tournée, nella quale abbiamo girato veramente tutta l'Italia. Ed è nata già da lì, insomma, la collaborazione. Esatto. Quindi è stata quasi conseguenza naturale, voglio dire. Esattamente. Esatto. Il punto vero è perché ho partecipato pure come attore nelle vesti di Opalummiello, quindi facendo proprio parte della scena. Mario disse un giorno: qua servirà una musica, e io mi proposi, dissi: Mario, io comunque niente nuovo, come l'ho fatta, posso provare a portarti qualche altra cosa, e ci ho provato, insomma. Questo poi c'è un uso, dicevo, te lo dicevo per telefono, Ralph, c'è un uso appropriato e perfetto nel film, perché poi effettivamente è un film teatrale, ovviamente è tratto da Edoardo De Filippo, e tu riesci ad entrare perfettamente in ogni singolo momento in cui la tensione sale, ma non vi è un dialogo, non vi è un momento di freno, di calma, ma tu riesci ad accompagnarlo ancora di più quella tensione lì. E poi con una musica che tra l'altro è un rap non rap, ed è uno strumentale non strumentale, perché in realtà è tutto un mix di tante cose. In realtà io stimo tantissimo chi fa rap, ed è, come dire, ed è una cultura perché il rap deriva dall'hip hop, e l'hip hop in un certo senso va vissuto, ed io l'ho vissuto per poter fare rap, però io mi ritengo un musicista, ecco, un percussionista che si esprime con il rap, quindi non mi limito in un certo senso in quelli che potrebbero essere gli standard, non per forza vissuti da chi, ecco, vive la trap in questo periodo, il rap. A me, se mi viene di fare un pezzo trap, magari lo faccio trap, se mi viene di farlo non so, con una congas, con un dos tres latino, lo faccio latino. Quello che mi viene, in un certo senso, penso di essere naturale, non so se mi sono espresso bene. Esattamente. Ecco, ci sarà un disco in un certo senso che era quasi pronto, purtroppo si è fermato come tutto, insomma, nel quale c'è persino un pezzo suonato con le tamurre di musica popolare, una tamurriata, sulla quale, insomma, io ci rappo, e ci sono dei ragazzi poi che fanno una strofa
insomma, una tamurriata scritta stessa da loro, sono giovani, fanno anche loro un corso di tamurre in un centro, insomma, un centro educativa. Quindi... Senti, ti faccio una domanda che mi incuriosisce molto. Tu sei proprio del Rione Sanità? No, io sono di Miano, periferia nord di Napoli. Ok, no, a prescindere dal fatto che secondo me la lingua, la chiamo lingua, napoletana, è pare nata per il rap, cioè è sbagliato il rap essere nato negli States, secondo me il napoletano è proprio perfetto proprio. Mi veniva in mente una cosa, un film, non so se ti è capitato di vederlo, forse ancora non è uscito, che si chiama Sistema Sanità, e si riferisce a tutte le esperienze che sono nate all'interno del Rione Sanità. C'è un teatro, cioè è stato in sostanza un rione che nel giro di qualche anno è rifiorito completamente, molto spesso attraverso l'arte, la musica, lo spettacolo. Questa qui è una cosa bellissima. Senti, ma te quando ti hanno detto che eri in nomination, qual è stata la sensazione? Ma guarda, io poc'anzi sentivo Luca che diceva, io all'epoca mi vivevo le cose magari non le vivo molto bene, magari sai l'emozione, forse io sono in quell'epoca in cui non riesco a vivere veramente quello che sto vivendo in maniera concreta, perché preso tantissimo dalle emozioni, quindi al momento sono veramente emozionatissimo. Quando lo seppi, vabbè, non lo dico nemmeno, nel senso, però immagino siano soddisfazioni grosse, Sì, una grandissima soddisfazione, sì. E poi nel caso tuo è una nomination alla miglior canzone, ma in realtà è come se fosse una nomination a tutta la musica che hai realizzato per il film, perché poi hanno tutti una traccia comune che porta dall'inizio alla fine della trama e sono molto legate, quindi anche la nomination, diciamo, è limitativa alla canzone, ma in realtà secondo me è proprio per tutto il lavoro che hai fatto. Sì, Ma in riferimento a quello che dicevo prima, che tu apparissi come ospite, ma perché forse è stata anche una cosa spontanea, neanche tanto pensata, tanto ragionata? Perché questa musica che un po' si rifà agli anni '80? Allora, io in realtà, come dicevo prima, io ho approcciato alla musica rap, insomma, nel 2009, nel 2008-2009, con degli amici che lo facevano da tempo, e quindi in un certo senso è come se io avessi appreso questa cultura dall'old school, quindi è quello che se io devo produrre un beat o fare una produzione, io la faccio, ecco, old school, come citavi tu prima, il grande Giorgio Moroder, quella è musica che a me mi fa venire i brividi, quindi io provo in un certo senso a fare musica minimale che possa in un certo senso arrivare più facilmente, non so se mi esprimo bene, al pubblico, questo è quanto. L'hai espresso benissimo. Allora, io vorrei augurare il meglio per Ralph P, per stasera, ma pure per oltre, perché ripeto, arrivare comunque alla nomination per me già credo sia una soddisfazione bellissima. Per proprio. me lo è, già è una grandissima soddisfazione. Essere in nomination con professionisti come Tom York, Diodato, Bruno Risas, cioè voglio dire, nel senso già è tanta roba. Hai già vinto. Esattamente. Hai già vinto, veramente. Esatto. Grande, tanti auguri. Grazie prossima. mille. Alla prossima. A presto, grazie. Alla Grazie. Ciao. Goditi il tempo. Grazie. Allora, qui ci stiamo decomponendo sulle sedie. Io c'ho ogni tanto questi movimenti che sembro con l'epilessia. Guarda, non ti decomporre, devi andare avanti. Ma noi andiamo avanti e ringrazio ancora i complimenti dei nostri fan su Facebook e YouTube che stanno scrivendo di ogni e ci stanno dicendo che siamo una coppia comica, manco Walter Mattau e Jack Lemmon. Noi abbiamo sbagliato mestiere, abbiamo sbagliato tutto, lo sto comprendendo, ma adesso io vorrei
introdurre un altro grande compositore che ha vincitore di un David di Donatello, e mi piace fare le cose a sorpresa quando neanche uno lo aspetta. Eccolo lì, Giuliano Taviani. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao, Giuliano. Ciao Giuliano. Allora, a proposito di Donatello, ritorniamo un po' proprio sul focus Donatello. Ecco, questo signore qui, il Donatello, lo ha vinto nel 2015. 2015 vuole un film meraviglioso, Anime Nere. Esatto, sì, ho vinto in quel caso lì addirittura due volte il David, perché sia come miglior musicista che come migliore canzone. E poi ha avuto nel 2012 la nomination insieme a Carmelo Travia, che è il tuo collega di merende. Esattamente. Cesare deve morire, dei Taviani. Senti, esattamente. Allora, io ti inizio subito con una domanda che ho fatto ad esempio anche Pivio prima. E siccome su certe situazioni vi siete un po' gemelli, e ora capirai perché, allora, tutte e due facenti parte dall'associazione compositori musica per film e via dicendo. Ma la prima cosa che ti chiedo è questo: Laura Dellicolli prima parlava del fatto che i premi vengono poi fatti per promuovere il cinema e per promuovere probabilmente anche gli artisti. Ecco, in questo senso, premesso quello che abbiamo vissuto in questi mesi e come è anormale, questo è peraltro un premio Donatello anormale, senza pubblico, senza artisti e via discorrendo, come pensi possa aiutare in questo momento, in questo preciso momento, un festival, come possa aiutare il cinema, la musica e in generale tutto lo spettacolo? Sì, un premio come il David, così importante, ha chiaramente tante funzioni. Fondamentalmente è quello per quanto riguarda i vincitori, è, come si è già detto, un coronamento, diciamo, dei propri sforzi, che a volte sono lunghi anni e anni. Per quanto riguarda il pubblico, è un veicolo molto importante per far conoscere le nostre arti dentro il film. Cioè, come qualcuno già ha detto, spesso si conosce il regista, gli attori, ma tutto quello che c'è dietro è in genere sconosciuto. Ecco, fare un premio dove, forse velocemente, perché poi le categorie più piccole sono spesso nelle dirette messe un po' relegate lì, ma che comunque siano presenti e che la gente si renda conto appunto che quei nomi che compaiono nei titoli di coda equivalgono a delle persone che hanno lavorato, che si sono messe applicate e che hanno sofferto, a volte giuito chiaramente di questo lavoro, è molto importante. In più penso che in un mondo dove il cinema sta soffrendo, ora, a parte il coronavirus, è comunque anche quello chiaramente un dato di cambiamento molto forte che ci sarà poi nel futuro, ma in generale già con l'avvento delle televisioni, delle serie TV, penso che un premio del cinema sia importante molto per incoraggiare anche quei film, e soprattutto quei film, un tempo si diceva d'autore, io non vorrei relegarlo nel discorso d'autore, per me d'autore è anche ovviamente un film commedia, ecco, però ecco, quei film che magari hanno meno facilità di arrivare al grande pubblico, ma che invece sono veramente molto potenti, ed è un peccato che magari rimangano nel dimenticatoio dell'uscita al cinema, magari per qualche settimana, una settimana, e poi finisce là. Ecco, in questo senso allora puntualizzare, sottolineare che ci sono queste realtà è molto importante. Prego Massimo. No, io allora proseguo io. Quello che ha detto Giuliano, perché effettivamente è il discorso che stiamo portando avanti. Il problema fondamentale è che si parla sempre delle figure principali, ma si dimentica che tutto il cinema non sarebbe tale se non ci fosse tutto quello che è il contorno, che poi in realtà contorno non è, perché è la sostanza, perché poi il contorno diciamo, se a te piace o non piace, invece è la sostanza che fa il cinema, e Giuliano fa un lavoro, di tutti quelli che abbiamo intervistato, importantissimo. Pensate a molti film senza la musica. Certo, diciamo, sappiamo che il film è la somma di tutte le arti, è la cosa incredibile di questa arte meravigliosa come il cinema, è proprio che è la somma di tutte le arti. È ovvio allora che ogni arte deve essere ben equilibrata, per quello c'è un regista che deve assolutamente timonare la barca e deve appunto dare il giusto spazio a ogni reparto, però è un lavoro di insieme, senza quei piccoli
puzzle di tutte le varie arti, il film non si crea, non si forma, e questo è importante appunto che venga fuori. Peraltro, quando si parla, ad esempio, no, dei famosi credits di titoli di coda, dove si parla di centinaia di persone, non si parla Esatto. e alcuni non sono neanche nominati. Ad esempio, faccio un esempio: gli orchestrali che suonano non sono nominati tutti quanti, quindi tutti quanti è difficile. Si parla di una filiera incredibile. E forse uno dei motivi per cui stiamo facendo questo programma, ma in generale Soundtrack City, è anche per cercare di fare capire al grosso pubblico che il lavoro non è solo il regista o gli attori, ma è tutto il mondo che c'è dietro, sceneggiatori, compositori, scenografi e via discorrendo. A questo punto a Giuliano chiedo una cosa che ha a che fare con l'associazione. Dunque, prima con Pivio parlavamo perché poi a un certo punto l'associazione è nata anche per tutelare i compositori, il lavoro creativo dei compositori dai diritti d'autore, ma in generale il lavoro artistico. Ecco, qualche tempo fa Giuliano, un po' tra addetti ai lavori, ha tirato fuori una tabella di cui poi abbiamo parlato privatamente, circa i compensi che arrivano ai compositori e quindi in qualche modo, ripeto, alla filiera musica dello streaming via Netflix, Sky, YouTube, Spotify, sono delle cifre praticamente ridicole. E questo che cosa comporta? Comporta che se come presumibilmente accadrà, per un po' di tempo al cinema non si andrà più, ma si consumerà il cinema in streaming, certo ce la passiamo tutti un po' male, perché non con quelle cifre lì cioè tutto il comparto non vive. Esatto. Ecco, vuoi approfondirci brevemente questa tabella che tu stesso hai? Certo. Sì, come dicevo prima, il mondo lo sappiamo tutti, è cambiato. C'è stata una rivoluzione enorme, questa dello streaming. Io ne sono felicissimo, per carità. Certo. È chiaro che bisogna reimpostare tutte le regole, perché sennò così c'è il rischio del naufragio completo. Certo. La musica per film in questo momento rischia veramente di naufragare sul serio, perché appunto, come dicevi, quelle tabelle, i rientri, diciamo ma non soltanto, non parliamo del musicista, ma appunto tutta la filiera e soprattutto l'edizione musicale che investe sulla colonna sonora, che ricordiamoci è quella che ci dà la possibilità di andare in studio, di pagare l'orchestra, a volte sono delle spese grosse. Ecco, un'edizione musicale oggi come oggi, se c'è ad esempio una produzione da fare per Netflix o Amazon, eccetera, eccetera, nonostante vada probabilmente in 150 o anche più paesi del mondo, quindi con diciamo 1 milione di spettatori, nonostante questo la legge ancora non c'è sul diritto d'autore, va a finire che i diritti d'autore e quindi anche le edizioni musicali arrivano veramente degli spiccioli. L'edizione musicale cosa dice al prossimo film? Non lo posso fare, non ti posso dare il budget per fare il film. Quindi non sto parlando dei soldi che mi possono dare a me perché ho lavorato, ma parlo proprio dei soldi che servono al budget per andare a registrare, per avere gli strumenti del mestiere. Si iniziano a sentire delle storie di... per carità, l'elettronica va benissimo, ma secondo me si può fare anche a casa una colonna sonora, benissimo. Però è fondamentale che il film lo richieda. Cioè deve essere una scelta artistica. Se invece la scelta artistica è di una grande orchestra alla Hitchcock, alla Bernard Herrmann, secondo me una produzione, un'edizione musicale deve avere la facoltà di poterlo proporre al musicista. Questo ormai non avviene più e quindi in questa maniera le colonne sonore sono penalizzate fortemente. In più, se pensiamo alla competizione con il mondo, c'è da mettersi le mani nei capelli. Quindi il Parlamento di Strasburgo ha detto, l'altro anno hanno votato che la direttiva che appunto ogni paese deve cambiare la norma sul diritto d'autore, in Italia sta avvenendo, speriamo appunto che facciano una legge giusta, se no veramente sono guai. Allora, sperando che tutto questo accada e che non sia solo un auspicio, ma che accada veramente, e forse i tempi sono maturi anche da parte del pubblico, cioè di rendersi conto di molti stereotipi. Sentivo parlare prima il musicista ricco e via discorrendo. Ecco, sono tutti quanti, cioè chi fa questo mestiere dice ma di chi parla? Di me? Cioè,
Allora, probabilmente quindi, 30 anni fa forse poteva, chi faceva, chi lavorava, come probabilmente sì, ma ormai la situazione è cambiata completamente. Non è più così. Esatto, completamente. Quindi si parla di lavoratori dello spettacolo, e lo dico sempre, forse artisti è un termine fuorviante, non chiamateci artisti, chiamateci lavoratori dello spettacolo, forse è più comprensibile la cosa. Allora, quindi augurandoci che tutto questo accada, insomma, che si mettano in campo delle modalità per la difesa del lavoro creativo e artistico. Io saluto Giuliano, grandissimo, ricordo che anche Giuliano sarà ospite di uno speciale monografico dove si parlerà invece, diciamo, più di arte e di tutta la sua filmografia. Auguri per tutto, grazie Giuliano. A voi, grazie mille, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Siamo proprio colmi di ospiti, quindi dobbiamo fare un colmi di ospiti. Allora, adesso scusa se te lo dico, ma ce n'è uno che arriva da molto lontano, perché è in collegamento da molto lontano, addirittura da Teheran, quindi è un amico che conosco dai tempi del liceo. Eccolo qui, Babak Karimi. Ciao Babak. Ciao Babak. Parla, devi parlare. Ciao. Ah, c'è. Io vi sento a tratti, purtroppo, mentre su Facebook la diretta fila liscio, sento tutto perfetto. Qui l'audio è tutto a pezzettini. Non so se voi mi sentite bene o è un problema mio con voi. No, ci sentiamo. Faccio così con la testa, sì, ti sentiamo benissimo. Probabilmente c'è il delay, probabilmente c'è un po' di ritardo, insomma. Allora, cerchiamo di non accavallarci, perché ho l'impressione che quando poi ci si parla 2 o 3 insieme c'è un po' di problema di linea. Dimmi tutto, caro. Allora, adesso io ti presento, faccio come quelli che parlano, io ti presento. Allora, Babak Karimi. Babak, allora, oltre che è un amico che conosco dai tempi del liceo e va bene, è un po' come Luca Novelli che abbiamo sentito prima, musicista dei Mokaderic, ma poi contemporaneamente microfonista. Ecco, lui ha avuto 2 o 3 vite artistiche, voglio dire, strane. Lui, allora, figlio di regista, dopo ci parlerà, montatore, contemporaneamente fa l'attore, adesso poi ha vinto questo signore qui, l'Orso d'Argento a Berlino, e in fondo ha vinto anche l'Oscar, perché l'Oscar ha vinto con una separazione in film iraniano di che anno? 2 Oscar? 2 Oscar. 2 Oscar, ha vinto 2 Oscar, quindi cioè, non so che dire. Allora, quindi, ma soprattutto ha questa doppia veste, da una parte montatore, dall'altra parte attore, e credo ne sappia anche di regia. Quindi a questo punto io a Babak faccio la prima domanda che non c'entra con la musica, dopo invece ti parlerò del rapporto con la musica. Come è uscito fuori questa tua metamorfosi dal montatore all'attore? Come è uscita fuori questa tua metamorfosi, di queste 2 doppie carriere di montatore e poi di attore? Beh, in realtà io ho cominciato come attore all'età di 10 anni. È io vero. sono figlio di attori, è vero. E mio padre mi coinvolse in un film, ero il figlio piccolo della famiglia, avevo 10 anni, degli spot pubblicitari, e da piccolo comunque a casa nostra venivano i suoi colleghi, attori, andavo a vedere le prove, mi piaceva molto la vita di set, eccetera. Quindi in realtà io sono entrato dalla porta del attoriale, solo che strada facendo, quando poi ho cominciato a studiare cinema, eccetera, sai, durante l'adolescenza che hai un po' paura anche della tua immagine allo specchio, non ti piaci proprio. Sì. Quindi non solo non avevo quel poco di esibizionismo che comunque un attore dovrebbe avere, o almeno, diciamo, non infastidirsi se lo guardano. Sì. Io ero molto infastidito se mi guardavano. Volevo proprio stare in ombra, stare dietro alle cose, e quindi dopo un provino tristissimo con Mario Monicelli, il quale entra nella stanza, mi disse: ok, adesso ci parliamo, tu muoviti un po',
io rimasi fermo così, iniziò una chiacchiera, poi lui, pur di farmi muovere, cominciò a girarmi intorno e io come una vite proprio girai su me stesso, sempre con le braccia conserte, feci il giro e tornai al punto di prima. Molto carinamente disse: va bene, ne facciamo sapere, eccetera, eccetera. E io sono uscito giurando, avevo 18 anni, credo, 17 anni e mezzo, giurando che se il mio futuro fosse stato nel cinema sarebbe stato sicuramente dietro la macchina da presa. E Sì. quindi ho studiato come operatore, poi ho cominciato a fare reportage, eccetera. Lavoravo in una TV privata e dove anche tu venissi, noi Sì, facevamo sì, delle sì, cose come no. clandestine di notte, ti ricordi? Sì. E oltretutto, e poi lì scoprì il montaggio e per 25 anni, io per un po' di anni facevo l'operatore e il montatore girando documentari, eccetera, così. E poi ho fatto, diciamo, facendo il salto professionale, decisi per il montaggio, che mi ha appassionato tantissimo. Io per anni poi ho insegnato al centro sperimentale, ho avuto molti allievi, all'Accademia dell'Immagine dell'Aquila, diciamo ho avuto un periodo enorme. Poi però con la contrarietà di mio padre, che ogni volta che parlavamo per telefono e gli raccontavo cosa facevo, lui diceva: guarda, tu dovresti fare l'attore, queste cose, E io dicevo: papà, ma cioè intanto c'avevo moglie, figlio, dico, ma ammesso pure che io faccio il book e poi vado in giro alle produzioni, no, a lasciare le foto, a dire insomma io vorrei fare, eccetera, eccetera. Oltre un pranzo è servito, che cosa mi fanno fare? Cioè la cosa finisce là. Poi dove? In un paese come l'Italia, dove cani e porci sono attori diplomati che hanno studiato, io avevo molti amici che hanno studiato per anni, io mi vergognavo di fronte a tanti amici che si sono sacrificati veramente parte della loro vita a studiare, a esercitarsi, metto lì e dico vado a fare l'attore. Quindi avevo proprio un rifiuto totale. Però la recitazione mi ha corso dietro, nel senso che io poi sono stato selezionato per uno spot pubblicitario che io non volevo neanche fare. Che lo ricordano tutti, il altre persone, che erano il cofanetto delle caramelle Sperlari, dove eri uno dei 3 re magi. Che anni erano? Anni 80 o 90? Io ero il re maggio, ero il capo banda di quel trio di disgraziati che viaggiavano in attesa di portare i regali a Gesù Cristo, e la cosa ebbe un successone enorme che durò per 6 anni. Sì, poi in mezzo altre cose, quindi a un certo punto mi ha corso dietro, ma mi prendeva per la camicia, finché è arrivato proprio un momento. Io mi ricordavo che per anni il montaggio per me è stato un lavoro appassionante, al quale ho dedicato veramente nottate e nottate a risolvere le scene, le cose, i problemi, eccetera. E ogni volta che riuscivo ad arrivare a qualcosa, io mi ricordo alle 5 del mattino tornavo a casa, ero proprio una bomba d'energia perché ero riuscito, capito, a trovare quella cosa che serviva. Però arrivato a un certo punto io sarà il professionismo, ma risolvevo cose molto più complicate, però non mi emozionava più, cioè il rapporto era unidirezionale. Io davo tantissimo come sempre, però dall'altra parte non mi arrivava nulla, capito? Quindi era solo uno svuotarsi. Io tornavo a casa la sera con la testa veramente svuotata, gli occhi gonfi, stanco, stressato, eccetera. Poi i ritmi di montaggio poi ovviamente col digitale sono anche aumentati, eccetera. Però non avevo nessun piacere. Mentre se andavo un giorno su un set, perché nel frattempo cominciavo a fare piccole cose qua e là, uscivo la mattina all'alba, andavo all'altra parte di Roma, pagine intere così di dialoghi da imparare a memoria, lavoravo fino a tardi, tornavo alle 10 di sera a casa, ma ero gasatissimo, capito? Era come un nuovo amore che mi diceva guarda che sono io, e quindi a un certo punto ho capito che il passaggio stava arrivando. Molto delicatamente questa cosa l'ho fatta, e un bel giorno, però l'ho fatto proprio appendendo il mouse al chiodo. Cioè io ancora non avevo una carriera attoriale col quale vivere, però ho capito come un amore che è finito, una relazione che tu ormai è inutile portare avanti. Io proprio un bel giorno ho appeso il mouse al chiodo, ho delegato tutto ai miei collaboratori che avevo e ho staccato. Bellissimo. Senti, allora, anche tu sei uno dei richiamati a uno special tutto per te, monografico, perché con te ce ne avrò da raccontare, voglio dire. Io l'altra volta abbiamo parlato per telefono, mi parlavi della musica, no? Della musica
come entra anche nell'ambito della costruzione di un personaggio. E mi dicevi che la musica ti ispira in questo senso. Mi spieghi un attimo questo concetto? Guarda, la musica, io da quando venni in Italia a 11 anni, finito il periodo delle medie, nelle medie io suonavo, in collegio avevamo un gruppo, cioè, quindi ho cominciato ad avvicinarmi alla musica, ho studiato pianoforte, poi suonavo il basso, anche lì cambiavo molto strumento, flauto dolce, eccetera. Però dopo, quando andai al liceo, con il nostro amico comune Alessandro Sordi, che tu conosci bene, col quale avevate il gruppo gli Aetra, mi ricordo, Okay. io capitai in quella classe, in quel giro di amici che erano molto musicofili, appassionati di musica e molto aggiornati sulle nuove tendenze. Cioè noi ascoltavamo, avendo anche copie pirata o gente che viaggiava, che ci portava le cose da fuori, di roba che in Italia non era ancora uscita. Capito? Sì. Io mi ricordo che Bob Marley noi lo scoprimo prima ancora che il mondo capisse cos'è il reggae. Cioè, noi avevamo le cassette che duplicavamo, ascoltavamo in macchina. Quindi la musica entrò prepotentemente. Poi credo che negli anni 70, anche a voi sarà capitato, credo che siamo coetanei, che la musica era un identificativo personale. Quando conoscevi una persona, anche nel cortile della scuola, con uno dell'altra sezione, cioè, dopo come ti chiami, cioè, la domanda prima era che musica che ti piace, per sapere se tu eri della categoria dei cantautori, quella che seguiva, che ne so, invece le cose musicali, il jazz rock, il progressive, che in quegli anni imperversava col banco, la poi c'erano quelli che ti dicevano Ipu. Esatto. Infatti da lì capivi subito se quello era il compagno della tua vita per tutto il periodo del liceo, no? E diventavate amici o no, perché se diceva Ipu, finito, era finito, cioè finito, proprio manco lo salutavi più. Però se non sia mai aveva un gruppo in comune con te, boh, era finito. Senti Babak, io ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarci, perché poi per tornare alla tua domanda, però no, scusa, per tornare alla tua domanda. Sì, per tornare alla tua domanda, la musica, ti dico, è stato molto importante per me. A me mi ha aiutato a sognare, mi ha aiutato a immaginare. Ascoltavo la musica e producevo immagini che pensavo un giorno, quando avrei fatto cinema, quelle immagini sarebbero diventate il mio cinema, no? Erano il mio inconscio che li produceva. Quindi ho avuto sempre un rapporto molto, diciamo, siamo stati veramente degli amici, che ancora continua questo rapporto. Io mi alzo la mattina e devo ascoltare musica, proprio il mio umore me lo regola a secondo dei pezzi che metto. Quando facevo il montatore, ovviamente la musica era una cosa fondamentale. Io mi piaceva molto avere buon rapporto con i musicisti, che ahimè capitava poco, non per l'incapacità dei musicisti, spesso per l'incultura dei registi. Cioè una buona colonna sonora dipendeva molto dalla cultura musicale del regista, e io ero quello che già sulla sceneggiatura dicevo: ma le musiche chi le farà? Cioè, e poi vediamo, e dico no, vediamole adesso. Quindi noi montavamo il film senza musica, aveva un suo equilibrio, poi veniva chiamato il musicista e ci metteva un carico da 100 da una parte, e il film boom, faceva così, e dicevo, ma cioè, non può entrare a gamba tesa una musica così. Adesso gli equilibri emozionali sono completamente saltati, c'è una scena che è troppo alta, un'altra bassa, e avevamo sempre, è stato sempre un rapporto conflittuale al 90% con i musicisti che ho avuto per queste condizioni, salvo i casi in cui il regista, fai conto, suonava uno strumento, conosceva la musica, una sua cultura, viveva con la musica, allora noi il musicista ce l'avevamo già da prima, no? E io mi facevo dare, se non li conoscevo, sarà uno che con qua non avevo lavorato, dei CD delle sue vecchie cose per capire il timbro sonoro che ha la sua roba, e facendo dei collage micidiali, erano degli omicidi musicali, però dove avevo bisogno di un tappeto, dalle varie cose sue di archivio mettevo un tappeto, in qualche modo lo indirizzavo a non fare ghirigori inutili, no? Perché a volte noi dobbiamo raggiungere 100 con la drammaturgia, la recitazione, la fotografia, il suono, e magari in una scena la musica ha bisogno di una nota sola, basta che fa basta, non che mi entra un'orchestra di 100 elementi con un temone, capito? E poi questo era un problema. Allora io in qualche modo li guidavo e gli facevo capire la necessità che avevo questa cosa. Questo rapporto emotivo
è passato anche al mio periodo attoriale, per cui quando comincio a lavorare sul personaggio, iniziamo con una lettura a tavolino, a identificare il personaggio, a trovare dei riferimenti di questa persona all'esterno, eccetera, eccetera. Quando c'è un momento che durante le prove io sento che, come dire, un po' come il raffreddore che si impossessa di te, no? Il personaggio comincia a impossessare, cioè l'emotività sua comincia a essere mia, no? Okay. E io automaticamente comincio a canticchiare un tema, una canzone, può essere veramente una canzone quando ero giovane, che so, da un pezzo di Gino Paolo fino a un pezzo di colonna sonora, e sento, cioè quel tema è la nota di quel personaggio. Ogni personaggio è una nota, con delle variazioni ovviamente, però porta una carica emotiva, e questa emozione è un qualcosa che c'ha un nome e cognome, insomma, c'ha una misura. Allora, mi stai dicendo esatto, che è un qualche cosa che in qualche modo ti aiuta a identificare il tuo personaggio e ricordartelo pure, mi sembra di capire. Io, Babak, solo che esatto, è un po' un diapason, ti devo tagliare, come si dice col montatore, ti devo tagliare perché dobbiamo finire, e anche perché rimando questa nostra discussione, che è interessantissima, invece allo speciale proprio dedicato all'incontro monografico con te. Quindi io ti do un bacio, Babak, ci risentiamo prestissimo, salutami tutta Teheran perché adesso stai lì, e a prestissimo. Babak Karimi, a prestissimo su Soundtrack City. Ciao a tutti. Ciao. E siamo in ritardo, ma benevolmente. Ma addirittura d'arrivo. Finiamo con 2 colpi in canna, pam, così. Esatto. Allora, dunque, io mi sto collegando. Fino adesso abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato con i compositori, abbiamo parlato con gli artisti, con i cantanti, i fonici. Mancherebbe una categoria che è un po' importante, che sarebbe quella dei musicisti, cioè i musicisti, gli strumentisti. E io qui c'ho un compagno d'avventure da presentarvi, eccolo lì, guarda che barba che gli è venuta. Effetto quarantena. Allora, sto parlando di Simone Salza. Simone Salza è un clarinettista, sassofonista, è un grandissimo musicista con cui io collaboro da ormai tanto tempo. Ecco, adesso da Simone mi faccio raccontare, ad esempio, mi dici solo qualche, proprio devi essere sintetico, qualche titolo, qualche film in cui hai suonato il tuo strumento, che sia clarinetto o sax, comunque solista. Mi dici qualche titolo? Allora, La vita è bella. Punto. Oscar, poi? La stanza del figlio. Sì. L'ultimo bacio. Sì. Baria, ok. Giusto 4 compositori in croce, ecco. Sì, ho messo allora, e poi sono convinto Oscar. E poi sono convinto che lui l'ho preso alla sprovvista e non se le ricorda tutti, perché sono talmente tanti. Mi devo ricordare proprio, ma anche ho visto Giuliano, quindi anche con Giuliano Giuliano e Carmelo abbiamo fatto diversi film, tra l'altro anche Figli, che è uno degli ultimi. Bellissimo, tra l'altro. Esatto, e ne abbiamo fatto poi un altro, io dico abbiamo fatto perché insomma faccio parte della famiglia, e abbiamo fatto un altro che credo che non sia più uscito proprio perché era a ridosso del periodo di quarantena, e quindi dal 9 marzo non uscirà appena possibile, insomma appena ci riuscirà. Ma senti, invece, la butto là, io ricordo che tu veramente hai lavorato con tantissimi compositori di musica per film, mi sembra che con alcuni tu ci hai lavorato particolarmente. Io ad esempio mi ricordo, mi sembra Pierzanti, Piovani, Buonvino, mi sembra che con alcuni hai lavorato proprio tanto, o no? Sì, tanto un rapporto durato tanti anni, che è ancora in essere, insomma, cioè, vabbè, il maestro mi ha visto crescere, perché veramente ho iniziato con lui nel
nel 91 e tuttora adesso, insomma, continua la collaborazione, non solo poi per quanto riguarda il cinema, ma anche fuori, spettacoli, concerti. Attività concertistica, certo. Esatto, quindi è stata un'attività molto lunga. Franco Piersanti, lo stesso, che io adoro come compositore, cioè veramente ti fa fare un viaggio. Il maestro Piersanti ti fa fare un viaggio, quindi cito anche Montalbano, cito film di Moretti, insomma, sì, esatto. Diciamo, scusa. Sì, dimmi. No, diciamo che uno fa prima a fare il contrario, dov'è che non hai lavorato o con chi non hai lavorato, perché no, è stato sempre molto intenso. Devo dire che a me è sempre poi piaciuto fare questo tipo di lavoro. Innanzitutto è molto creativo. E poi c'è sempre l'incognita, perché magari chi ci ascolta non se ne rende conto, no? Ma ti ritrovi in studio e spesso non sai cosa accadrà e cosa andrai a fare. E ti chiedono, lo strumento da portare, a me ne chiedono sempre più di uno, però vai lì e poi in un attimo ti devi catapultare nel film che è stato girato e montato. E insomma, e quello io lo trovo molto entusiasmante, a me è sempre piaciuto. Delle volte devi anche ricostruire momenti, cioè nel senso, poi io suono uno strumento che comunque, diciamo, si adatta alle situazioni e cambia molto in base alle situazioni che ci stanno, cioè tipo sax soprano, clarinetto, insomma. Sia una cosa, sto parlando di una cosa tecnica, perché uno magari non ci fa caso, però è così, succede questo. Però una cosa lo si può dire, credo che il clarinetto sia uno strumento molto utilizzato nell'ambito delle colonne sonore, no? Il clarinetto è molto utilizzato perché l'eleganza del suo suono e poi lega benissimo con i dialoghi, quindi nel suo dialogo può continuare a fare un tema anche da solista senza comunque senza essere troppo, diciamo, invasivo su dialoghi. Il sax invece a volte è un po' troppo, diciamo, diventa un po' arrogante sotto certi punti di vista, e lo dico tra virgolette, perché poi sono stati fatti dei temi meravigliosi, cioè Franco Piersanti ha scritto delle cose per sassofono soprano che sono meravigliose, proprio utilizzate, anche lo stesso Montalbano, però sempre, diciamo, come dialogo alle immagini, non solo dialogo delle voci. Certo. Mi viene in mente una cosa, quando abbiamo fatto una rivisitazione del tema di Blade Runner, che è di sax, ma infatti non sta quasi mai sui dialoghi quel tema. Il film è bello. Esatto. Io feci pure una ricerca, adesso non mi ricordo il nome, andai a cercare proprio chi l'aveva registrato, che è un sottofonista inglese. Si chiama... non me lo ricordo adesso, ho fatto una ricerca, bravissimo, cioè molto sensibile. Sì, Nick qualcosa, ora non mi ricordo. Sì, tra l'altro perché a me ha sempre incuriosito il tema di Blade Runner, sono veramente 4 note, e le 4 note è difficile interpretarle, molto più delle 40 o delle 400. E, ecco, poi succede anche questo nelle colonne sonore, interpretare. Comunque io credo che la cosa fondamentale è proprio leggere in quel momento cosa vuole il compositore, e quindi, diciamo, aiutarlo anche sotto questo punto di vista, perché magari lui sta pensando una cosa e giustamente non è facile poi comunicarla, no? Perché parliamo di musica, quindi spiegarla a parole, e invece poi è bello quello, a me è sempre piaciuto, ma sempre appassionato, cioè guardare veramente quello che è scritto, o a volte nemmeno è scritto, però con le immagini, quindi guardare le immagini aiutano molto, insomma, è particolare. Massimo, gli vuoi fare una domanda? Se no vado... No, in realtà brevissima, volevo dare un consiglio di visione e di ascolto a Simone, che io tra l'altro ammiro tanto perché ho buona parte delle colonne sonore che ha citato, quindi lo conosco benissimo. Tanto io sono un fan di Franco Piersanti, quindi va bene, ci cadiamo a fagiolo. No, dovevamo fare proprio in questo periodo, insomma, tra l'altro, all'auditorium dovevamo fare un concerto. Lo so, per Montalbano e non solo, anche per il Corto Maltese. No, ti volevo consigliare la visione di una serie TV su Netflix, non mi ricordo male, che è Sex Education, dove il compositore usa il clarinetto e il sax per commentare tutte le scene un po' particolari, un po' ridicole ma in realtà sarcastiche, e sta alla perfezione sui dialoghi.
E ti dico che ci ho fatto caso. Ci ho fatto caso perché l'ho vista la serie. Hai visto? E ho fatto caso a questa cosa. Sai, l'orecchio poi va sempre lì alla fine, quindi sì, no, è vero, è molto interessante, è vero, è interessantissimo. Ma è fatta un po', è con criterio, è fatta con criterio. Infatti. Con loro che sono tutti giovani, quindi c'è anche il lato, diciamo, più sbarazzino, più allegro, più ci sta benissimo. È quello. Senti Simone, io ti faccio quest'ultima domanda, che sono due domande in uno. Allora, uno dei motivi per cui io sono ben felice che tu sei qui ospite è perché io ritengo un'ingiustizia che nell'ambito dei festival normalmente ci sono premi al compositore, ci sono premi al miglior suono, premi alla miglior canzone, ma non si parla mai un premio allo strumentista o magari all'orchestra che ha eseguito quel tale lavoro. Quindi io mi auguro e mi auspico che questa mancanza, che secondo me è fondamentale, perché ripeto, poi il compositore è una figura enorme, voglio dire, nell'ambito di una, però lui è un po' l'attore, lo strumentista è un po' l'attore della colonna sonora in questo senso. Quindi io mi auguro che questa lacuna sia colmata al più presto. La domanda che ti faccio in questo senso da strumentista è, che ho fatto anche gli altri, però a te la declino proprio come strumentista. Cosa cambierà dopo questi 2 mesi di lockdown, dopo il fatto che per molto tempo probabilmente in studi di registrazione sarà difficile forse andare o non lo so, io penso alle sessioni di registrazione delle orchestre, ma in fondo anche ai solisti come te. Secondo te come cambierà il nostro modo di lavorare? Ma io vedo, ma già prima, diciamo, da questa crisi sanitaria, da questo problema sanitario importante, io credo che per i solisti si comincerà molto a lavorare nei propri studi, a casa, cioè, o in qualsiasi studio, in particolar modo per i solisti. Per l'orchestra non lo so, ed è un po', cioè, per l'orchestra diciamo che è un po' più complesso, anche perché poi, diciamo, se continuerà questo distanziamento sociale, cioè la grande orchestra, cioè gli archi al leggio che sono 2, cioè, diciamo, comunque sono nati una serie di problemi. Dovranno in qualche maniera, non lo so, forse riducono gli organici, però per quanto, che ne so, per quanto mi riguarda, io la vedo un po' che molto, cioè molto del lavoro, anche se tanti compositori per esempio già lo fanno e apprezzano, però tante persone vogliono che ne so, che io vada in studio. E credo che invece adesso cambierà un po' per tutti, si dovranno abituare anche a questo, perché è una soluzione per continuare, perché sennò veramente diventa difficile. È difficile anche perché, insomma, sappiamo benissimo che stiamo andando incontro anche a dei problemi comunque economici, di budget, che non sarà facile risolverli. Tra l'altro la nostra categoria in questo momento nessuno ne parla, cioè non ci sono state poi, insomma, non ho visto questa grande sensibilizzazione da parte di chi cioè appunto avete fatto così, avete fatto. Io ero stato un po' più moderato, ma invece no, ma sono pienamente d'accordo. Quindi nel senso che non lo so, ci dobbiamo pensare noi, e come dicevi prima, ascoltavo lavoratori dello spettacolo, cioè lavoratori dello spettacolo. Perché veramente questa parola artista è pericolosa per noi, no? È pericolosa. Sarebbe bellissima, ma è pericolosa. Facciamo i lavoratori dello spettacolo, almeno c'è la parola lavoro, no? Perché Ma l'ho sempre detto, fa parte dello stereotipo. Pensare l'artista fa parte, sembra una classe privilegiata che non si diverte, mica lavora, si diverte, è ricco. Esatto. Vi dico che hanno redatto delle contravvenzioni con scritto la musica non è lavoro. La musica nel lavoro, sì. Quindi capita anche quello. Senti Simone, sì. Io ti devo salutare, ma tanto anche te ci sarà il momento della puntata proprio dedicata a te e a tutti i lavori che hai fatto, perché è importante l'angolo di visuale tua, che è diverso ma complementare a quello del compositore e di tutto il resto. Io ti saluto, ti do un bacio, tanto ci si vedrà prestissimo. È stato un grande piacere, veramente. Per me. Piacere Grazie, mio. A presto. Dai con i musicisti, dai. Forza ai lavoratori dello spettacolo.
lavoratori dello spettacolo. Esatto. Lavoratori dello spettacolo. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Simone Salza, e adesso chiudiamo con in bellezza con due autori, compositori, sound designer, due personaggi particolari ma eccezionali, che tra l'altro sono non nominati, ma comunque il loro film, per cui hanno fatto un ottimo lavoro, è in nomination, che è Martin Eden. Andatevelo a vedere, se non l'avete visto recuperatelo, perché è un film incredibile. Abbiamo Marco Messina e Sasha Ricci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E infatti scusateci per il ritardo, ma normalmente dulcis in fundo, sì, però chi sta in fundo poi aspetta. Vabbè, ma comunque abbiamo sentito cose belle e interessanti, quindi non è stato un problema aspettare. Meno male. Grazie. Infatti mi scusavo tramite WhatsApp con Marco. Grande. Veniamo a cena da te, Sasha. Va bene, quando passerà questo periodo orribile. Sì. Infatti. Senti, volevo, come intanto, vabbè, che ci raccontiate un po' il vostro lavoro su Martin Eden, ma la cosa che mi faceva piacere come domanda, e mi autocito perché vi ho intervistato per la mia rivista colonnesonore.net, citare proprio, lo vado a leggere perché data l'età e soprattutto le 2 ore e mezza di programma non mi reggo più in piedi anche se sono seduto. La prossima volta ci facciamo pagare dal Donatello, perché veramente Donatello ci paghi a vita, stiamo a fare noi il lavoro, capito? Niente. Allora, voi avete detto testuali parole: non ci è ancora capitato di fare una colonna sonora con un'orchestra a disposizione, e ovviamente ci piacerebbe tantissimo, però abbiamo uno studio pieno di sintetizzatori e apparecchiature analogiche, lavoriamo tanto sui suoni, e questo avviene anche campionandoli o usando anche suoni reali che poi a nostra volta li abbelliamo. Vabbè, sto facendo una sorta di sunto. Ma cosa vuol dire lavorare in ristrettezza economica, no budget, o comunque quando il budget c'è anche, comunque con un vostro stile ben preciso, e soprattutto lavorare in duo, che non è una cosa facile? Come vi alternate? Magari inizio io e poi continua Sasha. Allora, innanzitutto, quindi va bene, dai. Innanzitutto, come dire, l'orchestra è ovviamente è un sogno di tanti, però comunque non è il nostro modo di lavorare. Io e Sasha abbiamo iniziato a lavorare tanti anni fa, suonando insieme, abbiamo fatto un sacco di dischi, concerti con i 99 Posse, e abbiamo sempre lavorato in un certo modo, quindi con l'elettronica, i sintetizzatori, il pianoforte, il Rhodes, i campioni. Quindi in un certo senso abbiamo dato vita a un nostro suono che riportiamo all'interno anche delle nostre colonne sonore, sia nel cinema che per esempio nel teatro. È ovvio che ci piacerebbe lavorare, ma devo dire la verità, fino adesso non c'è mai, per esempio, capitato un momento in cui dicevamo cavolo, se avevamo il budget chiamavamo l'orchestra e mettevamo l'orchestra. Abbiamo sempre fatto dei pezzi, come dire, io penso che può succedere che magari ti chiedano e quindi tu inizi a pensare, poi una volta che hai lavorato con l'orchestra più volte ti sembra strano non lavorarci, ma per noi che abbiamo sempre lavorato con i nostri mezzi, che poi devo dire la verità non è che sono ristretti, quindi fortunatamente abbiamo un ampio, diciamo, oltre che di testa, anche di proprio di una strumentazione molto ampia, quindi non è che è un problema per noi fare i suoni. Quindi speriamo che ci capiti, ma fino adesso non ci è mai capitato di fustigarci perché non avevamo il budget per l'orchestra. Quindi com'è il vostro apporto a Martin Eden? E poi, vabbè, mi fa piacere questa nomination, che comunque, torno a ribadire, è meritatissima per il film. Facciamo rispondere a Sasha. Non ho capito com'è il nostro rapporto, scusami, perché è passato un aereo, non ho sentito bene. No, volevo dire intanto com'è stato il vostro rapporto musicale col film Martin Eden, e se siete orgogliosi di questa nomination strameritata. Certo che siamo contenti, è ovvio. E il rapporto, in sintesi, è difficile spiegarlo. Con Pietro ci abbiamo lavorato molti anni in realtà, e quindi oltre al rapporto col film, che sicuramente è un rapporto importante, sia proprio il film in quanto oggetto
concreto che si materializza in tutte le sue forme, eccetera, eccetera, è un rapporto che è sempre lo stesso, cioè in qualche maniera tu hai un rapporto con le immagini, il loro ritmo, le loro emozioni, tutto quello che la musica è determinante in tutto ciò, perché può fare sia l'orrore che la bellezza di una cosa, quindi è un rapporto fondamentale. Poi c'è il rapporto anche personale con Pietro, con i montatori, con tutto quello che ci sta attorno, perché esiste anche un rapporto umano in queste dimensioni, oltre a quello soltanto artistico, che è altrettanto complesso, ma che comunque fino adesso ha sempre portato buone cose, quindi ci ha fatto sempre molto piacere, insomma. Poi cambia ogni volta a seconda di quello che si deve fare, insomma. Sicuramente la musica ha un ruolo molto, molto, molto predominante, cioè per cui è importante stare attenti, insomma, a quello che dice il regista, ma a quello che dice il montatore, a capire bene le scene, a capire il senso di quella cosa. Vi volevo fare una domanda da musicista che ho fatto a tutte le coppie di compositori, Pivio Descalzi, La Bottega del Suono, anche Giuliano Taviani e Travia e via discorrendo. La vostra collaborazione, innanzitutto come nasce ma come ve lo smezzate un lavoro? Fatemi capire dal punto di vista proprio operativo, come dividete creativa? Non c'è un unico sistema, persone distinte e separate, lavoriamo da molto tempo insieme, suoniamo insieme da oramai anni, ci conosciamo pure da molto tempo, anche da prima di suonare insieme. Il rapporto, a volte succede che un'idea può nascere da una scrittura proprio normale, cioè classica, cioè spartito, e poi dopo una rielaborazione magari col computer, la musica elettronica, altre volte può nascere da un suono, quindi anche lì Marco può dare la collaborazione, mi ci appoggio su, cioè comunque la questione è che ci conosciamo molto tempo, fondamentalmente sappiamo più o meno cosa può dare l'altro all'altro. Vabbè, diciamo che siamo anche fortunati perché siamo ambiti molto diversi, come dire, cioè Sasha fa delle cose che io non potrei fare, io faccio delle cose che Sasha non potrebbe fare, quindi come dire è praticamente impossibile pestarsi i piedi. Poi credo che e poi credo che esista anche una cosa: quando tu stai facendo una cosa, un brano, secondo me, che sia una colonna sonora o che sia musica, diciamo, per un disco, diciamo, io credo che l'obiettivo finale è che il risultato sia buono. Per cui per quanto mi riguarda, e questo lo vedo anche con Sasha, ci siamo sin dall'inizio, non c'è mai interessato se magari che ne so, che percentuale di mio c'era nel brano o che percentuale di suo, oppure se magari un brano nasceva da una mia idea che poi scompariva, era semplicemente il là per fare il brano. E stessa cosa anche con Sasha, cioè l'obiettivo è fare una cosa bella al servizio del film. Io per esperienza, capitando di lavorare per esempio ovviamente anche con altre persone, spesso quando fai la colonna sonora la cosa più complessa che secondo me che deve fare il musicista è fare l'operazione inversa di quando tu fai musica per un disco o per un concerto, cioè prendere il tuo ego e scartarlo, perché devi avere la capacità di capire che in quella scena c'è bisogno di 3 suoni e 2 note, basta. E se per esempio tu non hai questa capacità, lì inizia il problema nel lavorare in coppia. A me mi è capitato di avere dei problemi con altre persone bravissime, meravigliose, che però non riuscivano a capire che c'era troppo, che non stavano facendo un album, ma stavano facendo una colonna sonora, e che in quella scena, guarda, racconto solo un episodio perché è divertente, con un regista che si chiama Cioni. Lui mi contattò per le colonne sonore perché aveva visto i film di Pietro e mi fece vedere il film. Io vidi il film e dissi: guarda, secondo me qui non ci vuole la musica. Che per un musicista non ma no, perché comunque, cioè, mi sentivo, poi sono contento perché lui ogni volta che lo incontro
Lui mi ringrazia di questa cosa perché si è reso conto che aveva ragione, infatti nel film non c'è musica. Cioè, io credo, ovviamente questa è un'esagerazione, però probabilmente questa attitudine, che è un'attitudine che c'è anche in Sasha, è la cosa che ci permette di lavorare bene insieme e di lavorare bene con le immagini. Ma sicuramente questo è fondamentale per una colonna sonora, insomma. Io per chiudere vi farei una domanda in quanto musicisti, ma in quanto anche strumentisti. Voi siete stati membri del 99 Posse, quindi sapete che vuol dire attività concertistica e sapete quanto sta soffrendo adesso tutto quanto il settore in una maniera esagerata, direi. Allora, la domanda è, lo so che come lo vedete il futuro, un futuro possibile adesso? Lo so che vi faccio una domandaccia, però ve la devo fare. È un po' difficile, ma speriamo che non arriviamo a digitalizzarci troppo, sinceramente, per quanto mi riguarda, perché a me mi fa un po' tristezza questo mondo, diciamo, tutto fatto sui telefonini. Cioè vorrei suonare dal vivo, quindi spero che si torni a una normalità, perché veramente questa non è sostenibile. Per quanto mi riguarda spero in questo. Io, francamente, allora, forse perché in questo periodo mi sto adoperando molto insieme a altri musicisti e anche ad altri attori, a tecnici, cioè io credo che cosa succederà dipende da noi, nel senso che innanzitutto diciamo che la normalità di tornare a suonare con la gente, tra la gente, di potersi rivedere nelle sale, suonare insieme, io spero che venga quanto prima, però c'è una normalità che invece a me non piace, che è la normalità che per esempio è uscita anche nella discussione che ho sentito, la normalità di percentuali ridicole sullo streaming, la normalità che nei piccoli e nei medi club molto spesso il nero è la regola e non è nemmeno una colpa dei gestori dei club, lo voglio dire, per cui per esempio ci sono tantissimi musicisti che fanno tante serate ma sono dei fantasmi per lo Stato e per l'INPS e non hanno avuto la possibilità di avere un sostegno. Allora io credo che questa è una normalità alla quale io non voglio tornare, e come sarà il futuro dipende da noi, perché la nostra categoria, e non parlo solo dei musicisti, parlo anche degli attori, di tutto il comparto della produzione culturale, si è sempre mosso nella migliore delle ipotesi singolarmente, talvolta anche mettendosi gli sgambetti a vicenda, diciamocelo, è inutile che ce lo nascondiamo. E noi, se riusciamo a sfruttare questo momento in cui siamo fermi per crescere, per metterci insieme e per far capire che, come già succede in altri paesi, la cultura non è un modo per elargire qualche spicciolo agli artisti che sono dei fuori di testa e che amano fare la musica, il teatro, il cinema, ma che la cultura è l'asse portante di un paese. Tant'è vero che si può dire che noi stiamo campando ancora di rendita su quello che hanno fatto i nostri predecessori, perché l'Italia campa di rendita sulle bellezze che hanno prodotto architetti, scultori, musicisti, e quindi pensare che questo comparto è un comparto del quale ci si può tranquillamente non interessare è una follia. Io francamente, quando sento qualche presidente di regione che dice dobbiamo riaprire i parrucchieri e non dice dobbiamo riaprire i teatri, i cinema, le scuole, mi sento male, ma non perché non devono lavorare i parrucchieri, capiamoci, devono lavorare tutti, però che nessuno si renda conto che questo cortocircuito è tremendo e che massacrare la cultura è una follia, non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista economico. È colpa nostra se non c'è questa cultura nel paese, quindi io voglio utilizzare questa piattaforma per invitare tutti a mobilitarsi, perché stanno nascendo tanti gruppi, perché non possiamo fare in modo di tornare alla normalità organizzativa ed economica di prima. Guarda, non è che sono d'accordo con te, di più, io ieri ero collegato con una chat nazionale di coordinamento soprattutto di attori, di varie associazioni, compagnie e via discorrendo, ed è proprio come dici te, la fatica principale è cercare di la famosa unità, che purtroppo per molto tempo la nostra categoria
sgambetti e quant'altro non ha saputo cementare. E questa è, io spero che almeno da questo punto di vista questo Covid, questa sorta di palingenesi, alla fine, voglio dire, faccia rinascere una consapevolezza che poi quella che dicevamo prima, forse se cominciamo a non chiamarci più artisti ma lavoratori dello spettacolo, diamo un messaggio importante, non i fighetti che poi non siamo. Allora, diciamolo, abbiamo la fortuna di fare un bellissimo mestiere, ma è comunque un mestiere, cioè, poi non è che siccome è bello dobbiamo essere sottopagati o non considerati. Sì, ma comunque è sempre un lavoro, non è che è sempre bellissimo, ci sono dei momenti difficili anche lì, cioè come tutti i lavori, insomma, voglio dire. È un lavoro, giusto, Sasha? Sì. È un lavoro. Guarda, io sono felicissimo di aver finito questo nostro giro con questi due musicisti, di cui peraltro conosco il passato, per cui vi ho detto tutto. Avete sentito cosa hanno detto? E da dove provengono? Quindi io spero di vedervi presto, ragazzi, e alla prossima. Vi auguro il meglio, proprio il meglio. A tutti. Ciao. Ciao. Grazie di cuore. Grazie, ciao. E allora? Parla te adesso. Abbiamo fatto una diretta che neanche i Davide Donatello stasera la faranno. E ve lo dico già. Sì. Perché vabbè, io sono abbronzato come Carlo Conti, tu sei bianco come Walking Dead, però alla fine ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo sfangata, abbiamo avuto ospiti bellissimi, straordinari, che hanno detto sacrosante parole che si devono tutti annotare. Spero che ci abbiano seguito anche coloro che non sono solamente nostri amici, colleghi, ammiratori, ma anche coloro che stanno ultimamente facendo dei danni inenarrabili alla cultura, all'arte, e che, come diceva Marco, invece di riaprire giustamente i parrucchieri e i ristoranti, diamo un attimo di vitalità e di sostanza all'arte, alla cultura e ai lavoratori dello spettacolo. Da oggi in poi chiameremo Soundtrack City lavoratori dello spettacolo. Allora, io voglio ringraziare veramente tutti gli ospiti, dal primo all'ultimo, che sono stati tutti speciali. Io spero, chi non ha visto questa puntata, che la riveda, tanto è registrata, quindi la potete trovare sia sui canali YouTube che Facebook, naturalmente. Io sono contento perché sì, abbiamo parlato di Donatello, ma abbiamo parlato, Massimo, di tante altre cose che vanno molto oltre i festival, che vanno appunto è una riflessione intorno al nostro mestiere, al nostro lavoro, e di tutti, non mi riferisco solo ai compositori, ai musicisti, al lavoro artistico, ma soprattutto quello culturale. Quindi grazie a tutti, grazie Massimo. Grazie di cuore a tutti quanti, grazie Marco. Allora, viva Soundtrack City. Viva Soundtrack City. Adesso vi beccate la nostra sigla di coda. Baci, abbracci, ciao, buona alla musica. Prossima. Ciao. Colonnesonore.net, vai. Soundtrack City 2. Vai. Mi sa che siamo ancora in onda.